Va ora in onda Filo Diretto.
Il 18 aprile del 1948 gli italiani scelsero di non vivere nella paura del pericolo rosso, che era il blocco rappresentato dal più grande partito comunista dell'Europa libera di allora. Gli italiani da allora hanno compiuto un grande cammino, sono un grande popolo in marcia, hanno conquistato tanti traguardi e oggi lo potete vedere sul nostro canale video, ma ve lo raccontiamo qui sulle magiche onde di Radio Libertà. C'è un altro popolo che cammina e cammina perché vuole essere in Europa, padrone a casa propria e vuole vivere senza paura. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il filo diretto speciale Senza Paura. Io sono Antonino Danna e la manifestazione che oggi è stata indetta dalla Lega insieme con i Patriots, il gruppo appunto dei patrioti che siede nell'Europarlamento, è cominciata e sta sfilando percorso Venezia. Andiamo direttamente con le parole e le immagini della manifestazione perché lo potete già vedere, lo raccontiamo per chi ci segue attraverso la radio. Ecco, potete vedere che si apre questo percorso con uno striscione, padroni a casa nostra, patriots.eu. Potete ascoltare anche le voci dei manifestanti che naturalmente intonano dei cori. Possiamo aprire anche l'audio così sentiamo quali sono le voci e che cosa arriva da Corso Venezia. Ecco, potete vedere Isabella Tovaglieri inquadrata in questo momento, poi lo striscione Senza Paura che apre il corteo. Ovviamente qualcuno avrà già riconosciuto Anna Cisint e Susanna Ceccardi, eurodeputate. E naturalmente questo corteo si svolge in maniera ordinata e civile. Molte bandiere italiane, molte bandiere della Lega Salvini Premier, molte bandiere del Friuli Venezia Giulia, ma anche il leone di San Marco e naturalmente tutti i simboli identitari del movimento leghista. Tra l'altro, ecco, sentiamo ancora le voci da Corso Venezia. Sono in diretta da Piazza del Duomo, salutate. Ecco, questi sono i giovani padani. Stare in piazza di poter organizzare un bel corteo. Allora salutiamolo Beppe Sala, salutiamolo con un po' di goliardia. Un saluto a Beppe Sala! Un saluto! Non mi pare molto partecipato sto saluto a Beppe Sala. Comunque vedete, ecco, qui sfilano ancora altre bandiere. C'è una bandiera, evidentemente la Croce di San Giorgio. Io direi che a questo punto il nostro amico Marco Grimoldi, che peraltro è in testa al corteo, aveva avuto modo di colloquiare con l'onorevole Tovaglieri poco prima dell'inizio della manifestazione. Natalia, intanto buon lavoro e ben trovata. Se sei pronta, mandiamo il video con Isabella Tovaglieri che racconta il perché della sua presenza a questa manifestazione e naturalmente il senso di questa giornata. Se sei pronta, andiamo pure, vai. Guardate chi ho trovato per tutti voi di Radio Libertà, Isabella Tovaglieri. Ciao Isabella, ti chiedo una cosa, perché oggi dobbiamo essere lì tutti in Piazza del Duomo alla grande manifestazione? La Lega ha chiamato, come rispondiamo? Rispondiamo con la presenza, una semplice presenza se siamo stanchi di questa gestione fallimentare da parte dell'Europa per quanto riguarda il green ideologico, per quanto riguarda l'islamizzazione crescente, per quanto riguarda anche la non gestione dal punto di vista della politica estera o dell'immigrazione clandestina. Se noi siamo stanchi ed insoddisfatti di come sino ad oggi l'Europa ha gestito questi problemi, dobbiamo essere lì in piazza per far capire all'Europa che deve cambiare rotta.
Grazie Isabella, sempre gentile. A tutti voi Radio Libertà, seguiteci oggi. Ciao Buona Isabella. giornata, ciao. Ecco, intanto il corteo lo potete vedere, è arrivato a Piazza San Babila, quindi tra poco sfilerà sul fianco sinistro del Duomo e raggiungerà poi Piazza Duomo. Vedete sempre Padroni a casa nostra. Se hai pronto un altro contributo audio del nostro Marco Grimoldi, ci sono anche le voci di chi partecipa a questa manifestazione e Marco ha sentito qualcuno dei manifestanti, per cui sentiamo il primo contributo audio. Allora, sono qua alla manifestazione, sono arrivato adesso, Antonino, ho trovato una cosa molto importante, il leone di San Marco, Marco perché mi chiamo anch'io, ma soprattutto il leone. Ho qua con me una signora e chiedo a lei, come mai siete qua, signora, in questa piazza? Allora, siamo qui, buongiorno a tutti, per condividere un pensiero, un percorso, un movimento, una progettualità per il bene delle nostre comunità. Siamo felici, noi arriviamo dal nord-est, quindi Da dalla dove? zona di Montebelluna, Castelfranco, e quindi siamo molto orgogliosi, c'è tantissima gente e siamo felici di essere qui per condividere questa manifestazione, questa condivisione di idee. La ringrazio signora, il suo nome? Maria Bortoletto, Montebelluno. Grazie. Ciao Danna. Grazie a voi. Grazie ancora a Marco Grimoldi per il suo impegno, perché naturalmente queste sono le testimonianze, le voci di chi cammina e raggiunge il Duomo mentre noi siamo in diretta e vi raccontiamo questa manifestazione. Ascoltiamo cosa gridano i ragazzi. Mai moderati! 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 Mai moderati, evidentemente non c'è voglia di Calenda all'interno del centrodestra, sapete che si discute molto di tutto questo. Intanto vi do 340-670-9659 per i vostri WhatsApp che dir vogliansi, e apriamo il telefono sarà aperto durante tutta la diretta, 0292947222, se volete essere dei nostri e cominciare a commentare questa giornata. Nel frattempo il corteo prosegue in maniera estremamente ordinata e aggiungerei anche civile. Vedo molte facce sorridenti, molte facce contente e pian piano si arriva verso Piazza del Duomo. Vi spoilerò un particolare. Lo speaker della manifestazione, signore e signori, ce lo siamo fabbricato in casa perché sarà il nostro Sammy Varin, quindi riconoscerete presto la sua voce e lui presenterà tutti i partecipanti alla manifestazione di quest'oggi. Nel frattempo, ecco, vedete inquadrata la Polizia Locale di Milano che vigila sull'ordinato svolgimento del percorso. Riapriamo ancora l'audio, sentiamo che cosa sta succedendo. Oh, Romagna mia. Ecco, l'audio è diverso perché in realtà sono inquadrature che arrivano da vari punti del corteo, quindi in testa si può ascoltare evidentemente la musica. Ecco qua, questa è la testa del corteo e quindi c'è Romagna Mia che suona e potete vedere infatti che la Cisint va abbastanza a tempo e canta insieme con la Ceccardi nel mentre che reggono appunto lo striscione Padroni a casa nostra, senza paura, patriots.eu, che vi ricordo essere il contatto per conoscere il gruppo dei patrioti all'Europarlamento. Da notare che i partecipanti hanno tutti una fascia che ricorda molto la fascia tricolore dei sindaci, solo che questa è una fascia bianca con la scritta in rosso Padroni a casa nostra. Qui ci sono due manifestanti che sono evidentemente militanti della Lega Piemonte. Ecco, adesso si sono fermati, riapriamo l'audio, magari c'è qualcosa. A casa nostra, basta clandestini!
Salvini, basta insicurezza, senza paura, padroni a casa nostra. Ancora, basta clandestini, basta insicurezza, senza paura, padroni a casa nostra. Ci siamo rotti le palle di non poter più vivere le nostre città, ci siamo rotti le palle dell'immigrazione clandestina. Serve un piano per rimpatriare su larga scala chi è poi delinque. Sì, non ritorni mai più. Ecco qua, più italiano di volare, non so che cosa ci sia, però mi pare che lo slogan precedente fosse abbastanza chiaro: basta clandestini, padroni a casa nostra. Un'Europa che governa evidentemente il problema dell'immigrazione. Aggiungerei una cosa: questa settimana abbiamo visto gioire la sinistra italiana per la vittoria di Peter Magyar in Ungheria. Piccolo particolare: Peter Magyar si è fatto 24 anni dentro Fidesz, il partito di Orbán, poi ha fondato Tisza, che è un partito di destra, e pensate, nel suo programma elettorale, io me lo sono andato a leggere, sapete che cosa c'è? C'è il mantenimento della recinzione nel confine sud dell'Ungheria, il rifiuto di qualunque piano europeo di ripartizione degli immigrati illegali e in particolare il concetto di essere padroni a casa loro, perché l'Ungheria dal 1° di giugno di quest'anno non permetterà più l'assunzione di lavoratori extracomunitari. Questo tanto per dirvi quanto sia di sinistra Magyar nelle idee della sinistra italiana. Ma io manderei, Natalia, col tuo permesso, quest'altra video intervista del nostro bravissimo Marco Grimoldi, che ci ha mandato un altro contributo. Faccio partire, vado. Guarda chi ho trovato. Adesso si presenta lui e via dicendo. Sono qua assieme alla Lega Campania. Ciao a tutti. Come mai vi hanno spinto a venire su qua a Milano a questa grandissima, la Lega ha chiamato, voi avete dato il vostro consenso ad essere qua presenti con noi? Non ci ha spinto nessuno, siamo più di 500 dalla Campania, una grande rappresentanza che si vedrà in Piazza Duomo, e siamo qui perché vogliamo un'Europa diversa, che metta al centro i cittadini, che consenta agli Stati e all'Italia in particolare di superare il patto di stabilità e di farlo mettendo nelle condizioni tutti di utilizzare le risorse che i cittadini italiani possono e devono spendere attraverso il nostro governo per i bisogni delle famiglie, delle imprese e del lavoro dei nostri concittadini. Ti ringrazio e buona manifestazione. Ecco, lavoro, famiglie, imprese, imprenditoria, soprattutto, lavorare, fatturare. C'è tutto un ceto di liberi professionisti, un ceto di partite IVA che lavora duramente e che ha bisogno di essere riconosciuto e aggiungerei anche rispettato, e in particolare essere qui quest'oggi, anche come vedete dalla Campania, quindi 900 chilometri fatti per arrivare fino a Milano, fino a partecipare a questo corteo, naturalmente rappresentano anche le richieste di un'Italia che lavora, di un'Italia che vuole contare molto di più e soprattutto di un'Italia che non ci sta all'idea di essere insultata come un'Italia di ladri. Quando si parla della famosa rottamazione, no? Che è stato uno dei grandi cavalli di battaglia raggiunti tra l'altro da questo partito, dalla Lega, l'onorevole Alberto Gusmeroli, che ne è il padre morale, lo ha raccontato più volte proprio a Zoom, proprio su questa radio. Ecco, la rottamazione non è un modo per aiutare i furbi, perché si parte dalle dichiarazioni dei redditi, sono tutte tasse già denunciate che la gente non ha potuto pagare. È uno Stato che sia degno di chiamarsi tale, non criminalizza chi si trova in difficoltà, ma lo aiuta e gli dice: senti, sediamoci a un tavolo, me ne dai tot per un determinato periodo di tempo e saldi il tuo debito. Quindi, se permettete, questo è un modo per aiutare chi lavora, chi rischia da sé, chi si mette in proprio, chi ha il coraggio di investire e di scommettere su se stesso. Abbiamo una telefonata, Natalia? No? Va bene. Ascoltiamo ancora, perché vedete, prima del corteo, prima ancora della testa del corteo Padroni a casa nostra, ci sono i trattori e c'è anche un gruppo di motociclisti, ma c'è un gruppo di trattoristi
europei che dicono no al Mercosur, lo potete vedere sul nostro canale video, no appunto a questo accordo, che è un accordo sostanzialmente squilibrato, perché permette agli agricoltori del Mercosur di produrre utilizzando tutta una serie di pesticidi e di sostanze che in Europa, se provi solo a pensare di utilizzarle, come minimo finisci in galera. Vabbè, ora sto esagerando, però è altrettanto vero che quelli combattono con tutte e due le mani, i nostri devono combattere con una mano legata dietro la schiena, e questo non mi sembra molto corretto. Ascoltiamo un po' le voci dal corteo. Siamo qua con questo grande popolo e continuiamo a lottare. Il movimento politico in questo momento più anziano del Parlamento, ma che è capace di continuare a rinnovarsi. Io vorrei da tutti voi un grande applauso che arrivi fino al cielo per Umberto Bossi, che ci ha lasciato purtroppo pochi giorni fa. Siamo qua per te. Facciamo un applauso anche al grande Roberto Maroni, che anche lui ci ha lasciato purtroppo qualche anno fa, è stato segretario federale della Lega. Siamo qua a battagliare anche per loro, continuiamo la nostra azione nel solco, nella strada che loro ci hanno indicato. Ecco il ricordo di Umberto Bossi e di Roberto Maroni. Intanto le immagini ci hanno mostrato Paolo Formentini, questa invece è Silvia Sardone inquadrata, ovviamente vice segretario della Lega, nonché appunto eurodeputata in quel dell'Europarlamento. Si sta facendo un bel selfie con delle militanti, lei ha addosso la maglia con la croce, che è simbolo appunto della città di Milano, e continua appunto la manifestazione, continua soprattutto questo camminare, ribadisco, pacifico e ordinato. Non ci sono fumogeni, non c'è gente, diciamo così, disordinata. Sono tante bandiere, soprattutto italiane e delle varie regioni d'Italia, che camminano ordinatamente. Addirittura in testa al corteo c'è uno che cammina in giacca e cravatta, pensate un po' voi, io non l'avevo ancora visto. L'onorevole Gusmeroli, eccolo qua, inquadrato adesso con la maglia senza paura, padroni a casa nostra. Torniamo a sentire ancora le voci dalla strada. Dai, salutate, salutate. Continua la marcia di tutti i manifestanti, quest'onda bianca con tanti tricolore, tante bandiere dei patrioti, di San Marco, del Piemonte, della regione Lombardia e così via. Continua questo camminare ordinato verso Piazza Duomo, e naturalmente poi Piazza Duomo vedrà gli interventi. Gli interventi saranno dei leader dei Patriots, dei leader del gruppo dei Patrioti, cominciando da Matteo Salvini. Ieri sera, tra l'altro, Geert Wilders, che come sapete è capo del partito olandese che aderisce ai Patriots, si è fatto un selfie che ha postato con Matteo Salvini. Viva Lega, viva Italia, ha scritto ieri sera. Si sono fatti questo selfie, tra l'altro, in Galleria Vittorio Emanuele. Nel frattempo la marcia continua. Io direi che potremmo dare un altro contributo audio del nostro Marco Grimoldi. Natalia, se posso aprire l'audio. Vado.
Ciao a tutti, radioascoltatori di Radio Libertà. Ho trovato un'altra signora con il leone di San Marco. Guarda che siamo pieni di tanti leoni di San Marco. Il suo nome, signora? Sono Erika Stefani, sono senatore della Lega, della Commissione Giustizia. Che figuraccia, non è una signora qualunque, come si sente. Come mai che sei qua? Allora, noi siamo tutti qua, sei insieme qua con tutta sta gente che sono leghisti, ma sono soprattutto cittadini che hanno voglia di dire ancora. Sembra un vecchio slogan, però credetemi è attualissimo. Noi dobbiamo veramente ritornare a poter autogovernarci, autodeterminarsi. Quando noi diciamo padroni a casa nostra intendiamo questo. Oggi siamo vittima veramente di alcuni meccanismi anche sovranazionali, anche di scelte scellerate anche dell'Europa, e siamo qui a pagare gasolio a cifre folli, a dover pagare le bollette, a far fatica a arrivare a fine del mese, a non avere aumenti degli stipendi che vorremmo, a fare avere delle difficoltà e purtroppo quello di cui noi abbiamo bisogno è semplicemente di stare vicino alla gente, capire la gente e di portare in Parlamento e al governo la voce della gente. Che figuraccia che ho fatto, non riconoscere una gentil donzella, soprattutto leghista. Comunque niente, dai, sono sempre in giro, Danna, e vediamo di trovare altre persone. Grazie, a presto, ciao. Grazie a te, caro Marco. Insomma, perderti così con la senatrice. Vabbè, è il bello della diretta, signori miei. Che dobbiamo fare? Succede, ma d'altronde quando si è in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, senza scorte, senza privilegi e senza spocchia, è normale che si sia esattamente popolari e come il popolo, e quindi questo mi pare che sia tra l'altro genuinamente tipico dei nostri deputati e senatori. Quelli con la puzza sotto il naso e la scorta non ci interessano e non li abbiamo nei nostri ranghi. Ecco, Piazza della Scala, nel frattempo il corteo continua a far sentire la sua voce, c'è anche la provincia di Como, provincia de Com, si presenta, qualcuno con una bandiera dei Patriots, poi ancora vediamo un po', prima erano stati inquadrati proprio i veneti con la senatrice Stefani in testa, tutti con la bandiera di San Marco, con il leone dell'Evangelista ben in prima fila, poi di nuovo la testa del corteo e sezione Lega di Erba, eccoli qua. Questi sono tutti i militanti che arrivano da Erba, fanno il segno del pollice recto, tutto bene, e di nuovo la testa del corteo. Apriamo di nuovo l'audio, vediamo che cosa salta fuori. Basta in sicurezza, senza paura, padroni a casa nostra, basta clandestini, basta in sicurezza. In piazza. A casa nostra, basta clandestini, basta in sicurezza, senza paura, padroni a casa nostra, basta clandestini, basta in sicurezza, senza paura, padroni a casa nostra. I The Colors, Italo Disco, a commento di tutto ciò. Ci scrive il nostro Dimitri, perché con i manifestanti non pubblicizziamo un po' Radio Libertà? Con Sammy Varin sul palco, secondo te non pubblicizza Radio Libertà? Quell'uomo è la radio, per cui non c'è problema, vedrai che qualcosa salterà fuori. Milano sta su de dos, traduzione non mi stare addosso, almeno così dovrebbe significare, che io sappia. Sì, Natalia mi fa segno di sì, per cui vedete, dopo quasi 30 anni qualcosa l'ho imparata anch'io. Continua questa marcia, ripeto, ordinata, pacifica, sono tutte facce sorridenti, facce contente, e devo dire la verità, sono l'Italia, sono parte dell'Italia, quell'Italia che lavora, quell'Italia che si impegna, quell'Italia che si incazza anche genuinamente davanti alle sperequazioni, davanti alle cose che non vanno in questo paese e che vorrebbero un paese più efficiente, un paese nel quale i soldi per le opere pubbliche vengono investiti bene, i soldi per la sanità vengono investiti bene.
con dei bilanci ben sistemati e messi in ordine, con delle cure efficaci per tutti, senza il turismo sanitario, perché tutti gli italiani hanno il diritto di curarsi dignitosamente a casa loro, nelle loro regioni. Questo è quello anche che vorremmo dire, il messaggio che vorremmo dare anche da qui. Essere padroni a casa propria significa soprattutto questo, gestire bene i propri soldi, perché aveva ragione la Thatcher, non esiste il denaro pubblico, esiste il denaro dei contribuenti. E Al Gore, che era politico di tutt'altro segno rispetto alla Thatcher, lo diceva: dobbiamo avere per i soldi del contribuente, per ogni centesimo che ci dà, il massimo rispetto, perché ha lavorato per poterceli dare, ha sudato per poterceli dare. E quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di uno Stato che abbia più rispetto dei nostri soldi, perché siamo qua a lavorare, non siamo qua a divertirci. E anche chi è in strada in questo giorno, in un certo senso lavora per dire la sua, lavora perché vuole lavorare meglio e vuole vivere meglio in questo paese, e credo che ce lo meritiamo tutti quanti. Credo che su questo principio noi si possa essere tutti quanti d'accordo. Vi ricordo 0292947222 se volete essere dei nostri al telefono, oppure se volete mandarci qualche WhatsApp, anche audio, 340 670 9659. Per avere sicuri i confini mandiamo a casa i clandestini, si legge su uno striscione. Io, Natalia, andrei con il terzo contributo audio del nostro Marco Grimoldi, se tu sei d'accordo. Vado. Ciao Danna, sono sempre in giro in questa manifestazione, senti i vari cori che stanno lanciando. Ho trovato delle persone dell'Abruzzo. Come mai siete qua oggi? Cosa vi ha spinto ad affrontare un viaggio dall'Abruzzo qua a Milano e partecipare a questa grandissima manifestazione che la Lega ha chiamato? Il motivo principale è la difesa del nostro territorio, che l'Italia va divisa, va tutelata, l'Italia va tutelata, va difesa da nord a sud, da est ad ovest nel modo più assoluto, e soprattutto il motivo della reimmigrazione. Io sono qui soprattutto per quello, perché voglio la mia città più vivibile come tutte le città d'Italia, e ho 2 figli che devo mandare all'università e sinceramente ho paura di mandarli in qualche città, soprattutto adesso del nord Italia, perché è troppo pericoloso. Ti ringrazio, il tuo nome? Francesco Del Prete, segretario della Lega Vasto. Va benissimo, grazie. Grazie a te. Senti una cosa, io faccio... Questa Europa di Wok e barconi ha rotto i coglioni, si legge chiaramente su uno striscione, come non essere d'accordo, tra l'altro. Nel frattempo siamo alle spalle della Galleria Vittorio Emanuele, il corteo si sta snodando proprio di fianco alla galleria, e in particolare se vanno di questo passo tra 4-5 minuti la testa del corteo sbucherà direttamente in Piazza Duomo. Sempre, ecco, ancora un altro slogan, vai con l'audio dalle strade. Ah, c'è Felicità di Albano e Romina in sottofondo. Vedete, anche questa bella Italia, posso dirlo, questa bella Italia semplice. Ah, oh mia bella Madonnina. Ecco, siamo in Piazza del Duomo, quella è la loggia di Piazza Mercanti, in fondo si vede il Cordusio. La testa del corteo è arrivata adesso in Duomo, quindi adesso pacificamente prenderà d'assalto la piazza. Abbiamo una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Antonino, sono io. Oh, caro Ornella, buondì. No, mi chiamo Adriana. Ah, Adriana, scusi, avete una voce molto simile. Adriana. Allora, Antonino, io vi sto seguendo chiaramente con la radio, ovvio. Intanto grazie. Però bisogna insistere con Salvini affinché ottenga la televisione. Perché ne abbiamo bisogno. In un momento come oggi chi non ha potuto venire avrebbe seguito. Vabbè, ma questa è una manifestazione soprattutto di parole, per cui la radio è lo strumento più adeguato, anche perché noi oggi siamo qua non tanto per farci vedere ma per farci ascoltare. No, quello è vero,
infatti io non ho potuto, per cui la sto seguendo, e anzi forse si segue anche molto meglio, diciamo, per radio, però tutti mi chiedono, ma caspita, ma non vi si può vedere? Poi magari non ci guarderebbero, perché sai come sono fatte poi alcune persone, però insomma... Ma l'app dispone del canale video, poi noi siamo anche su Facebook. Guardatela da lì, se voi ci tenete tanto. Io seguo la radio perché mi piace, però ne ho approfittato, ho detto magari oggi avete l'opportunità di parlare così viso a viso con Salvini. Comunque grazie, siete visto che bel torneo. Sì, buonanotte, torneo, scusa. che bel corteo. Sì, scusa, ho sbagliato vocabolo. Figurati. Composti, educati, ma come mai? Non gli ho visto sfasciare niente, che peccato, no? Qualcuno magari si aspettava, non lo so. Certo. Comunque, buon lavoro, caro, buon lavoro, grazie mille. Grazie a te, cara, grazie. Allora, il Manzoni l'immenso al 340-670-9659, dei cortei di sinistra nessuna immagine, giusto per vedere come si comportano e quanti sono. A chi se ne frega, scusami, noi dobbiamo parlare di altro. Grazie a Dio ci stiamo occupando della nostra di manifestazione, anche perché è una manifestazione importante, una manifestazione che vuole dare voce a tutti. Allora, intanto vedete che il pubblico si sta pian piano assiepando all'interno della piazza. Proviamo ad ascoltare un attimo l'audio dalla piazza, sentiamo. No, ancora non è cominciato niente. Ciao Antonino, vi sto seguendo sul sito di Radio Libertà intanto che lavoro. Buona giornata Pierluigi. Ciao Pierluigi, buon lavoro anche a te e un abbraccio grande. Allora io vado con altri contributi del nostro immarcescibile Marco Grimoldi. Se tu mi apri l'audio, vado. Sì, ciao Danna, guarda che ho trovato Piero Dragan, responsabile Municipio 9 di Milano. Organizzativo. Come mai sei qua? Come mai la Lega ha chiamato e hai dato subito il tuo consenso ad essere qua con altri, vedo, della tua associazione? Allora, io mi occupo spesso di aspetti organizzativi, per cui quando ho saputo che cercavano per il servizio d'ordine mi sono subito candidato, infatti sono qua dalle 10 del mattino. Abbiamo sistemato le transenne, abbiamo sistemato un po' di cose e abbiamo moltissimi nostri colleghi che non sfilano perché sono nei gazebi proprio in Piazza del Duomo a vendere gadget, a regalare gadget, magliette, bandiere, per cui insomma Milano è presente non solo nel corteo ma soprattutto in Piazza del Duomo nella struttura organizzativa. Ti ringrazio, molto gentile. Prego. Che bello, tutte queste bandiere italiane della Lega, delle varie regioni. Non c'è nemmeno una bandiera palestinese, tanto per dire. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao, Ornella sono io. Oh, ecco! Ti ringrazio. Ciao, io sto sentendo per radio perché io non ho tutte le vostre diavolerie, perché sono abbastanza vecchia, diciamo, no? Vabbè, ma la radio viaggia più agevolmente di qualunque diavoleria, comunque, mia cara. Sono felice, guarda, perché le manifestazioni della Lega sono meravigliose, guarda. Non so, guarda, sono talmente felice di questa manifestazione che non hai l'idea. Speriamo che vada bene tutto il giorno. Perché quando è che iniziano a parlare anche i vari... Allora, dalle 15 in poi cominciano gli interventi. Sono le 14:50 minuti e 33 secondi, quindi abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Poi Semmi salirà sul palco, no? Come? C'è parecchia gente che viene da sì, certo. Insomma. Comunque la piazza offre un bellissimo colpo d'occhio, mi sembra che sia abbastanza piena, devo dire la verità, la gente c'è, la partecipazione c'è, per cui sì. Per cui a maggior ragione. Ringrazio perché sei proprio bravo. Grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Alla nostra Lega. Ciao. Grazie, ciao. Un'altra, sentiamo un attimo di nuovo le voci, vedo che la gente canta, sentiamo un attimo. Notti magiche di Bennato e della Nannini, l'inno del mondiale del 90.
Cavolo, io c'ero. Che spettacolo l'Italia degli anni '80, ragazzi. Allora, mentre i manifestanti prendono posto, noi ascoltiamo un altro intervento del nostro Marco Grimoldi. Vado. Ciao Antonino, allora io proseguo in questa lunga camminata, siamo arrivati più o meno in Piazza della Scala, adesso entriamo a Galleria, ho trovato la sezione di Torino. Come mai sei qua in questa grandissima manifestazione? Vedo che avete tante persone della zona Torino che siete qua. Sì, siamo in tanti, siamo centinaia di persone che arrivano da Torino e provincia, abbiamo fatto parecchi pullman, parecchie macchine organizzate per cercare di dare supporto a questa manifestazione che deve essere uno scossone non tanto al potere locale ma al potere europeo, che ci ridia la sovranità popolare, la sovranità economica, la sovranità giurisdizionale. Perciò abbiamo necessità di farci sentire e fortunatamente il popolo italiano nelle varie regioni, soprattutto quelle oggi del nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, adesso non voglio citarle tutte, siamo qua con le nostre bandiere, ma anche dal sud, da Roma e dal sud, per cercare in migliaia di persone per far sentire la nostra voce. Stanno partendo i cori, senti. Sì, per l'autonomia regionale, una battaglia sacrosanta che siamo agli sgoccioli per cercare con Calderoli di portarla a casa e a termine e fare in modo tale che le regioni abbiano quell'autonomia e quella fiscalità che ci permetterà sicuramente di far rivalutare le condizioni migliorative per il cittadino stesso. E poi non ultimo quello che si sta chiedendo in ultima per uscire dal patto di stabilità, per cercare l'equilibrio economico, per cercare di contrastare i danni che le guerre nel mondo, che non ha causato di certo né la Lega né Salvini né tantomeno l'Italia, si stanno attuando per il mondo, che noi stiamo pagando. Stiamo arrivando pian piano in Piazza del Duomo e buon ascolto. Grazie Roberto. Eccellente, la piazza si riempie sempre di più, c'è una partecipazione molto buona, direi, anzi direi che arrivano quasi fino alla scalinata del Duomo di Milano. Guardatelo maestoso mentre si staglia a guardare questa manifestazione e naturalmente aspettiamo che si cominci. Mancano ancora 6 minuti più o meno all'inizio della maratona, che naturalmente vedrà i vari interventi dei vari leader del gruppo dei Patrioti. Sono le 14:54 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo filo diretto speciale Senza Paura, che è la manifestazione di oggi. Senza paura in Europa, padroni a casa nostra, ladies and gentlemen, che è la cosa più importante. Proviamo ad aprire di nuovo l'audio della piazza, sentiamo che cosa accade. No, per adesso musica. C'è qualcuno che si è anche arrampicato sul monumento a Vittorio Emanuele II, anche qui le bandiere di Milano, le bandiere italiane, tante bandiere italiane, la Lega del Piemonte. Veramente un bellissimo colpo d'occhio, si vedono anche tanti nuovi italiani che evidentemente si riconoscono nelle idee della Lega e dei Patrioti, e perché del resto mi pare che Matteo Salvini abbia detto e abbia le idee abbastanza chiare: qualunque immigrato che viene in Italia, si integra, lavora, paga le tasse e si comporta rispettando le leggi e i regolamenti italiani come tutti i cittadini italiani è mio fratello. Io non vedo motivo per non essere d'accordo con lui. Un altro video che arriva dal nostro Marco Grimoldi. Questo è un ragazzo, un giovane manifestante che ha, lo diciamo per chi ci ascolta attraverso la radio, la maglietta con sopra uno dei più famosi manifesti della Lega, quello col capo indiano. Loro hanno subito l'immigrazione. Vado con il video, Natalia, agevolo. Momento che si carica. Danna, guarda chi t'ho trovato in quadro, perché la signora questa ci ha invitato lì alla bagna cauda. Ciao,
oggi siamo venuti noi a Milano a trovarvi per questa occasione veramente importante, bisognava per forza partecipare, importante. Aspetta che adesso giro su un giovane. Come mai sei venuto qua? Allora, innanzitutto perché credo nel motivo per cui questa manifestazione è stata pensata, ovvero per la difesa nei confini, per pericoli europei, soprattutto in questo momento storico dove c'è una forte recessione, una forte crisi anche dovuta alla crisi del Medio Oriente. Poi anche e soprattutto per rivangare la nostra battaglia storica, l'autonomia differenziata delle nostre regioni. Ti ringrazio e scusate, io vado sul goloso alla prossima bagna cauda. Ciao Nunzia. Alla prossima. Grazie. E chiamalo fesso, insomma, una bagna cauda fatta come Dio comanda ha il suo sapore. Adesso un altro video appena arrivato dal nostro Marco che voglio farvi vedere e ascoltare. Vado, Natalia. Ciao Danna, guarda chi ho trovato. Silvia Sardone. Grandissima Silvia Sardone. Siamo a Milano in Piazza del Duomo, tra un po' inizierà la manifestazione, sta ancora arrivando la gente, ma la cosa importante è che qualcuno non voleva darci la piazza, il sindaco per pensare non voleva, e invece ciao Beppe, eccoci qui. Ciao ciao. Ciao. Ecco qua Silvia Sardone con questa bellissima maglia. Ancora un altro video che giro rapidamente sul WhatsApp della nostra radio e questo è proprio cotto e mangiato, solo che l'ha fatto storto. Sentiamo. No, niente, gli è scappata la mano. Al buon Grimoldi è scappata la mano. Vabbè, niente. Audio, sentiamo un po' cosa succede in piazza, vediamo. Che imbroglio era, maledetta primavera. Ebbene sì, c'è. Poi Marconce, guardate, c'è un bellissimo striscione con il leone di San Marco, ancora tante bandiere italiane, tante bandiere della Lega, e insomma veramente una giornata in cui non manca il patriottismo. Si può dire questa parola? Una volta puzzava di fascismo, o meglio, da sinistra dicevano che questa parola fosse una parola fascista. Io credo che essere patriottici non sia assolutamente fascista, sia semplicemente riconoscersi nel fatto che nel bene e nel male noi tutti siamo cittadini di questo paese, ne condividiamo la sua storia e camminiamo tutti insieme, come si è camminato quest'oggi simbolicamente per arrivare in Piazza Duomo. 0292947222 se volete dire la vostra attraverso il telefono, oppure 340-670-9659 se volete naturalmente dire la vostra attraverso invece la zappa o WhatsApp. Sono intanto le 14:59 e 38 secondi, l'atmosfera pian piano si va scaldando, la gente canta in piazza Squarciagola con Loretta Goggi nel 1981. Ribadisco, a me piace molto questa atmosfera di semplicità, questa è la gente comune, questa è quella, vedete, nella tragedia greca c'è il coro sta dietro, non sta davanti ci sono gli attori principali, però il coro, anche se è fatto di tanti anonimi, in realtà è il vero protagonista, perché è esso che commenta i vari avvenimenti, prende le parti di qualcuno anziché di qualcun altro e così via. Ecco, noi siamo il coro, ma non siamo affatto l'Italia di seconda classe. Questa che vedete è l'Italia col suo sangue, con la sua carne, con le sue ossa, e ribadisco, un'Italia che ha delle idee, un'Italia che ha delle proposte, ed è un'Italia che si muove come potremmo dire, nell'ambito di un'Europa che non deve essere però una gabbia. Questo è il punto. Il sogno di De Gasperi e di Schuman
e di Adenauer non può finire con la signora von der Leyen che ci racconta che se finisce la benzina come nel 73 ce ne andiamo a piedi la domenica. Queste sono fesserie, non si può fare una cosa del genere. Lucio al 340-670-9659, sto guardando dalla provincia di Pistoia, peccato che non sia potuto venire lì in piazza. Un grande abbraccio a tutto il popolo della Lega, un grande abbraccio pure a te. Riapriamo l'audio, vediamo che cosa, se nel frattempo Semmi ha cominciato a dire la sua, perché già sono le 15:01. Sentiamo un po' la piazza del Duomo, perché Vox Populi e Vox Dei, almeno dovrebbe essere, io non la sento la piazza, nemmeno tu? E allora è proprio manca l'audio diretto da Piazza del Duomo. Ecco, inquadrata Lega Salvini sezione di Abbiategrasso. Eccoli qua, ci sono anche loro che sono venuti da Abbiategrasso. Per loro il viaggio è stato abbastanza breve. Sentiamo, è inquadrata tutta la piazza. Mi sa che sta per cominciare la manifestazione. Vedete anche gli slogan: giustizia, diritto alla sicurezza, difesa delle radici, protezione dei confini, Europa, ma un'Europa che sia madre e non matrigna. Ecco, un'altra manifestante viene inquadrata anche lei con questa bellissima maglia di colore blu scuro: senza paure, in Europa, padroni a casa nostra. Porta un collare con la scritta patriotti.eu, già che ci siamo. Le 15:02, non riusciamo ad avere la voce della piazza. Sentiamo un po', no, niente, tutto tace, non c'è l'audio dalla piazza. Vabbè, noi intanto continuiamo ad aspettare le vostre parole e le vostre telefonate allo 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure le vostre zap o WhatsApp 340 670 9659. Ecco, Patriots.eu è parzialmente finanziato dal Parlamento europeo ed è l'unico responsabile di questo evento, lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori. E mi sa che ora ci siamo, perché vedete viene proiettato il logo Patriots.eu, senza paura, in Europa, padroni a casa nostra, 18 di aprile, Milano, Piazza del Duomo. Quindi tra poco dovremmo avere di nuovo l'audio da Piazza del Duomo per cominciare naturalmente a diffondere anche noi attraverso la nostra radio le parole dei vari partecipanti a questa manifestazione. Adriano da Milano: la von der Leyen guarderà queste immagini o sarà sempre impegnata a pensare alle sue scemenze? Non lo so, Adriano, l'importante però è che noi ci si riconosca, è importante che si facciano delle proposte, perché questa è una manifestazione di proposta, non di protesta. Perché non è una manifestazione fatta per dire non devono parlare gli altri non hanno diritto ad avere la piazza, come i sinceri democratici avrebbero voluto fare nei confronti dei patrioti. Diciamo pure questo, già che ci siamo. Sono l'alpino Ugo Segalini, è la prima volta che manco a una così importante manifestazione della Lega e mi dispiace moltissimo. Caro Antonino, grazie di essere rimasto a illustrarla, la sto seguendo al PC via internet, forza Lega. Grazie a te, onore agli alpini, che cavolo, gli alpini portano sempre allegria e portano sempre un'idea di Italia che ci piace molto. Leo, saluti dalla Piazza del Duomo, siamo tanti anche da Lampedusa, salute a voi cari amici che siete proprio l'avamposto più estremo del nostro paese e tanto avete sofferto e tanto siete in prima linea per quanto riguarda il problema dell'immigrazione. Chi è qua che mi scrive? Vediamo un po' chi è questo. Costantino ci scrive: bello, solo belle persone, senza parassiti che distruggono tutto e quelle odiose bandiere arcobaleno. Speriamo vada tutto bene. Sono d'accordo con te. Ne abbiamo troppi là. Sì, lo so, caro Leo. Voi siete appunto la prima linea
per quanto riguarda l'immigrazione non sempre regolare. Allora, noi dovremmo essere quasi addirittura di partenza, perché nel frattempo che ora si è fatta, alle 15, 6 minuti e 5 secondi, non abbiamo ancora l'audio dalla piazza, ma naturalmente vi ricordo che questa manifestazione patriots.eu senza paura in Europa, padroni a casa nostra, Milano, Piazza del Duomo, 18 di aprile, e a minuti saremo pronti per raccontarvi e per dare voce ovviamente ai vari partecipanti della nostra manifestazione. Diamo un'altra occhiata, diamo anche un'occhiata alle agenzie, già che ci siamo, vediamo un pochettino la copertura che avviene attraverso, eccola qui, l'ANSA, un momento che superiamo le varie impasse elettroniche, sì, ce l'abbiamo fatta. A Milano, corteo patrioti europei e Lega, cori contro musulmani e von der Leyen, batte l'ANSA. Circa 2000 i manifestanti che sfilano verso il Duomo, lo slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala. È partito a Milano da Porta Venezia il corteo della manifestazione Padroni a casa nostra. No, il titolo della manifestazione è Senza paura, colleghi, in Europa padroni a casa nostra, che è un po' diverso, promossa dai patrioti europei e dalla Lega, che si terrà in Piazza Duomo. Secondo le forze dell'ordine sono circa 2000 i manifestanti che sfilano verso il Duomo. In testa al corteo c'è un trattore con la scritta "Tuteliamo la nostra agricoltura e il Made in Italy", che sarà uno dei temi affrontati dal raduno. Subito dietro, nelle prime file, i sindaci della Lega e gli amministratori locali che reggono uno striscione con la scritta "Padroni a casa nostra". Indossano anche una fascia con la stessa frase. In corteo sventolano diverse bandiere, oltre a quelle tricolori, quelle della Lega con la croce rossa di San Giorgio, simbolo della città di Milano, il leone di San Marco. Il corteo arriverà in Piazza Duomo facendo lo stesso percorso della manifestazione nazionale che ogni anno si tiene il 25 aprile. Colonna sonora del corteo, tra gli altri Max Pezzali, Renato Zero, Eter Parisi, Pupo. Prima della partenza gli organizzatori hanno scandito il coro "Lega Lega, facciamolo sentire a Sala", che voleva vietarci di manifestare in modo pacifico. E poi diversi cori storici della Lega, ma riadattati per attaccare l'Unione Europea. La voce va adesso a Piazza Duomo. Ecco, intanto è ripresa la diretta, la piazza è gremita, siamo ancora curiosamente senza audio, però prima o poi dovrà certamente arrivare questo benedetto audio, in modo tale che così ascolteremo le parole dei vari manifestanti e soprattutto dei vari invitati, i leader del gruppo dei patrioti che naturalmente interverranno a questa manifestazione. Vi ricordo appunto patriots.eu è parzialmente finanziato dal Parlamento europeo ed è l'unico responsabile di questo evento, ve lo diciamo. Vi dicevo dei cori storici della Lega, scrive l'ANSA, riadattati per attaccare l'Unione Europea. I leghisti partiti in corteo da Porta Venezia a Milano per raggiungere Piazza Duomo, dove si svolgerà il raduno dei patrioti, stanno intonando slogan come "Europa ladrona, la Lega non perdona", "Basta clandestini, basta insicurezza, senza paura padroni a casa nostra", "Fuori tutti i clandestini, ma anche Europa cristiana, mai musulmana". Attacchi anche alla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, go home, e ai centri sociali che oggi organizzano una contromanifestazione, ma anche cori goliardici contro il sindaco Beppe Sala. Diciamo che è stata abbastanza goliardica anche la nostra Silvia Sardone, intervistata dal nostro Marco Grimoldi. Natalia, prova a telefonare a Marco Grimoldi, vediamo un attimo se riusciamo ad avere la sua voce dalla piazza. Intanto vi diamo anche un aggiornamento su quello che sta succedendo in questo nostro vasto mondo, mentre la folla appunto attende l'inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano. L'ADN Kronos, l'Iran richiude Hormuz, fissa condizioni per il passaggio, in Libano ucciso un casco blu francese. No di Teheran a nuovi colloqui, Trump senza un accordo il blocco resta e avverte: prenderemo l'uranio con le buone o con le cattive.
Un altro messaggio, il nostro Andrea: saluti dalla Coldiretta di Zibargia, volevo dare la solidarietà a chi come noi si vedono le pecore scannate dai clandestini. Qualche giorno fa, tra l'altro, ecco, Matteo Salvini è salito sul palco, intanto adesso è tornato dietro le quinte, evidentemente voleva comunicare qualcosa a qualcuno. Dicevamo, sì, come qualcuno che qualche giorno fa, credo a Parma, aveva una mezza idea di farsi arrosto un gatto, una cosa che io ho trovato di un disgusto unico, ecco. Non è una questione di cultura, non c'entra niente, alcuna cultura. Chi abbiamo al telefono, Natalia? Dimmi. Ah, ok, un momento che vediamo chi è. Vediamo un po' chi è. Chi è? Oh, Marco Grimoldi. Pronto, Marco? Marco? Ciao. Ciao, grande. Allora, senti, noi non abbiamo l'audio dalla piazza, ma mi pare che per il momento l'atmosfera si stia riscaldando. Com'è il clima? Dopo ieri Mario, il segretario di Benolo Cremato, siamo venuti qua in Puma in molti e la giornata è stupenda ed è stupenda la gente che c'è qua in piazza. Non abbiamo alcuni dei nostri ascoltatori. Guarda, c'ho qua un'altra persona che la conosciamo benissimo, Luisella. Prego. Non sono Anna, ma comunque ben trovata. Allora, Ha detto che eri Anna, no, io sono Danna, che è un'altra cosa. Però detto ciò, non mi hanno neanche corretto, maleducati. vabbè, capita. Bene. Non si capisce niente. Infatti non stiamo capendo nemmeno noi. Benissimo, meglio, vuol dire che c'è tanta gente. Sì, questo sicuramente. Allora, in piazza per quale motivo? Danna. Sì. Danna, che c'ho un altro personaggio della zona cremasca di Crema, te lo passo, Bergamo e affine. Allora un saluto dalla grande famiglia qui della Lega. Oggi siamo qui tutti riuniti in Piazza Duomo a Milano. Benvenuto. Perché in piazza? Non ci si poteva mancare per dare forza a un pensiero della Lega che da sempre porta avanti con la sua battaglia, padroni in casa nostra. Decisamente. Antonino, dimmi qualcosa, vuoi sapere? No, ti dico, mi sembra intanto che la gente sia bella carica e calda. Qualcuno dei nostri ascoltatori, un po' a mo' di battuta, ha detto non si vedono bandiere arcobaleno e non si vede gente che mette a soqquadro cose. Mi sembra che sia proprio la cifra stilistica di questa manifestazione. Una manifestazione di italiani che hanno qualcosa da proporre, non qualcosa da distruggere. Certamente, Danna. Sono andato a parlare anche con le forze di polizia per salutarle. Che hanno detto? C'è stato no. Aspetta un attimo, mi stanno tirando. C'è un'altra persona qua che vuole entrare. Prego. Chi è? Danna. Radio. Antonino, la sento sempre quando o in rassegna stampa o in Zoom, perché mi piace molto la sua trasmissione. Grazie. Non riesco a dire niente perché qualche confusione. Comunque bravissimo, andiamo avanti. Grazie, viva San Marco. Ecco. Qua perché non si riesce a sentire. Guarda, mi è arrivato qua anche il segretario che mi ha conosciuto è passato. Ecco. Dimmi cosa vuoi sapere, perché purtroppo ti sento malissimo. No, Scusate, appunto, che ti stavano dicendo i poliziotti. Ma c'è un frastuono, c'è gente che tira da una parte e l'altra che vuole venire qua ai nostri microfoni e niente. Dimmi tutto, Danna. Ecco, cosa ti dicevano i poliziotti? I poliziotti sono stato lì, ha detto tranquillo, ho chiesto da dove venivano e mi ha detto Bologna.
e mi sono ricordato di una manifestazione che sono stato giù a Bologna, dove i centri sociali volevano sfondare, loro hanno evitato questo e mi hanno detto chiaramente qua siamo a Milano, è più difficile. Comunque il clima, vedo persone allegre che parlano, che si stringono, fai conto avranno tirato per lo zainetto quasi una cinquantina di persone che conosco. Il clima che dico chiaramente puoi portare qua anche bambini tranquillo, senza nessun problema, senza niente, è una manifestazione puro pacifica. Adesso aspettiamo alle ore 15 il nostro, innanzitutto Semmi che farà lo speaker, ma soprattutto i nostri politici che ci diranno qualcosa e via dicendo su questo argomento. Molto bene, molto bene. Allora io ti ringrazio e ti ringrazio anche di tutto il contributo che ci hai mandato con le tue interviste, grazie davvero. Sì, guarda, io continuo finché posso, continuo. E, guarda, c'è qua un radioascoltatore nostro, da dove viene? Samarate. Samarate. Benvenuto. Radio Libertà. Semmi? No, Semmi è qua, è Anna. Ah, già. Sì, sì. È una bella giornata e molto bene. Abbastanza voglia di sentire un po' le prospettive della Lega. Ti ringrazio molto gentile. Benissimo. Perfetto, allora grazie e ci sentiamo dopo. Grazie a te. Abbiamo l'audio, apriamo perché sta andando un video. Senza paura, voce che guida. Padroni a casa nostra, casa nostra. Sotto il Duomo alza il tono. Milano chiama, siamo il suono. Senza paura siamo noi. Padroni a casa nostra noi. 18 aprile, lo vuole la gente. Milano risponde, presente presente, non è slogan, è voce sicura, il Duomo risponde, senza paura. Ciao da Semmi Varini e benvenuti all'evento dei Patrioti! Prima di tutto un grazie a tutti i media che ci stanno trasmettendo, compresa Radio Libertà, ma a presentare questo appuntamento per bene abbiamo chiamato un giornalista decisamente fuori dal coro. A voi, Mario Giordano! Ed ecco Mario Giordano che sale sul palco. Avete sentito il nostro Semmi? Sentiamo un po' Mario Giordano. Io sono qui perché qualcuno voleva che questa bellissima piazza non ci fosse, allora è un dovere essere qui. Io sono qui perché mentre qui si diranno delle idee, c'è qualcuno là fuori che avendo la zucca vuota cerca solo di impedire agli altri di dire le loro idee e allora è un dovere essere qui a dire le nostre idee. Io sono qui ed è un onore per me essere qui perché amo la libertà e amo stare con chi ama la libertà di non avere paura, la libertà di dire padroni a casa nostra, la libertà di dire anche le parole che oggi sembrano proibite, la libertà di dire anche remigrazione. Io sono qui perché ci hanno raccontato un sacco di palle quest'anno, in questi anni. Ci hanno raccontato un sacco di palle con l'immigrazione, ci hanno detto che gli immigrati sono una risorsa, ci hanno raccontato che ci avrebbero pagato le pensioni, ma quale pensioni? Gli immigrati ci portano via al massimo l'ultima casa popolare. Gli immigrati sono una risorsa per chi? Per gli scafisti, per i trafficanti, per le mafie, per la criminalità, per chi fa affari sul business della solidarietà, per quelli sono una risorsa.
sono una risorsa agli immigrati per chi ha usato l'immigrazione per abbassare i diritti e gli stipendi di tutti noi lavoratori, tutti, perché a quello è servita l'immigrazione, a quello. È stata la più gigantesca opera di distruzione dei diritti dei lavoratori e degli stipendi dei lavoratori che sia mai stata fatta nella storia. Quella è l'immigrazione, a quello è servito. E per fare quest'opera di distruzione dei nostri diritti sono state ridotte le città a quello che sapete. È inutile che mi dilunghi, è pericoloso prendere un treno, prendere un autobus, è pericoloso uscire a portare a spasso al cane, è pericoloso e non ci si può neanche difendere, perché se i carabinieri inseguono un maranza che forza un posto di blocco vengono processati per omicidio, come succede qua a Milano, ed è uno schifo. Io sono qui per questo, io sono qui perché credo nell'Europa cristiana, credo nelle nostre radici, credo nella fede dei nostri padri e dei nostri nonni. E non posso accettare un'Europa dove scompaiono le chiese e compaiono le moschee, spesso abusive, si tolgono le croci e compaiono i muezzin. Non posso accettare che in intere zone della nostra meravigliosa Europa ci siano delle zone dove regna la Sharia, la legge islamica. Già oggi vige la legge islamica, una legge che è contraria alla nostra storia, alle nostre norme, alla nostra Costituzione, alla nostra civiltà. Una legge assurda che impone la poligamia, il velo, il ripudio della donna, la sottomissione della donna. Io non posso accettare che ci sia a Brescia un imam che dice che un adulto può sposare una bimba di 9 anni perché il Corano dice così, perché quello è un pedofilo e va cacciato dal nostro paese. Io sono qui perché non posso accettare un'Europa che non si difende dalla conquista islamica. I nostri antenati si sono difesi dall'attacco dell'invasione islamica. Poitiers 732, Lepanto 1571, Vienna 1683, ci siamo sempre difesi dall'invasione islamica, ma adesso l'invasione avviene attraverso l'immigrazione e la demografia e noi non siamo neanche in grado di combattere, perché se combatti ti dicono islamofobo. Io sono qui perché non ho paura di dire che voglio difendere l'Europa cristiana dall'invasione islamica e non voglio che i miei figli si inginocchino verso la Mecca, non lo voglio. Io sono qui perché voglio combattere, perché non si può girare la testa dall'altra parte per ignavi e per paura. Io sono qui perché vorrei un'Europa attaccata alle sue radici, alla sua storia, che non cambiasse il Natale con la festa d'inverno, che non avesse paura di Gesù bambino, del presepe, un'Europa che non ha paura di chiamare le cose con il loro nome, un'Europa che abbia il coraggio di chiamare la mamma mamma e il papà, perché la mamma è la mamma e il papà è il papà, e genitore 1 e genitore 2 sono delle solenni stronzate, perché Gianni Morandi non contava fatti mandare dal genitore 1 a prendere il latte, fatti mandare dalla mamma, e viva la mamma! Ed esistono maschio e femmina, da che mondo è mondo, perché lo dice anche la Bibbia che non è sovversiva. Maschio e femmina, il Dio li creò. C'è il maschio e la femmina, c'è l'uomo e la donna, c'è il pisellino e la patatina, c'è il fiocco rosa e il fiocco azzurro, e il fiocco arcobaleno è una cagata pazzesca. Io sono qui per dire che io in questa Europa non ci voglio vivere. Io sono qui perché sono 20 anni che denuncio le follie di questa Europa. Un'Europa che sta distruggendo la nostra identità, la nostra storia, le nostre famiglie e i nostri cervelli per renderci tutti manipolabili. Un'Europa di follie, una follia dopo l'altra. La follia del green con le loro palle eoliche, sono le palle eoliche. Un'Europa che non sa reagire di fronte alla crisi energetica, l'unica cosa che sa dire è spegnete la luce.
spegnete la luce, fate il lockdown. Un'Europa che ci aveva in testa ma per fortuna ci siamo ribellati e forse la vinciamo anche questa battaglia. Voleva farci mangiare i grilli e le larve. Mangiatevele voi i grilli e le larve. Noi amiamo la nostra terra, noi amiamo i nostri agricoltori, noi amiamo i nostri trattori, noi amiamo la civiltà dei nostri contadini e vogliamo continuare a vivere in un'Europa attaccata a quella che è sempre stata. Non possiamo essere la generazione che distrugge, non possiamo essere la generazione che distrugge quello che i nostri padri che i nostri nonni hanno conquistato e difeso con il sangue. Per questo io sono qui e sono qui per un'ultima cosa ancora, perché nei palazzi che contano, lassù nei circoli importanti, quelli che sanno, dicono che non bisogna urlare. Ma io non sono uno da palazzi alti, da circoli importanti, io sono uno in mezzo alla gente e la gente oggi ha una gran voglia di urlare e di far sentire la sua voce e fatela sentire forte oggi, la vostra voce, la voglio sentire forte perché dobbiamo gridare forte, che ne dicano, dobbiamo gridare padroni a casa nostra, dobbiamo gridare remigrazione, 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 dobbiamo gridare padroni a casa nostra, dobbiamo gridare difendiamo la nostra terra, dobbiamo gridare senza paura, perché ricordate, come dico sempre in TV, chi non urla è complice. Grazie. Un intervento molto sostenuto, ma che dire, non vedo errori nelle parole di Mario Giordano. Quanti argomenti per cambiare questa Europa. Io ora ho l'onore di presentarvi la squadra con cui vogliamo rifondare questa Europa, partendo dall'Estonia. Il presidente di ECR, Partito Popolare Conservatore Estone, Martin Helm. Ciao a tutti, come va Milano? Well, that's a hard act to follow. It is a great... È un grande piacere, è un onore. Dicevo un piacere e un onore poter essere qui e condividere con voi le mie riflessioni su come salvare l'Europa dal percorso che la sta portando verso il disastro totale. Senza dubbio, noi come civiltà e come singoli paesi all'interno della nostra grande, bellissima civiltà europea e cristiana, ci troviamo di fronte a una distruzione che non è meno pericolosa delle ultime conquiste musulmane dell'VIII secolo in Spagna, del IX secolo in Sicilia e nell'Italia meridionale o del XVI secolo nei Balcani. Solo che questa volta la conquista avviene perché l'Europa è stata sopraffatta da forze politiche che si schierano con il nemico. Sappiamo tutti chi sono. Sono quelli che da decenni esigono che noi della destra stiamo zitti, che smettiamo di difendere l'identità nazionale, la sicurezza, l'incolumità dei nostri paesi. Sono quelli che ci dicono di accettare passivamente l'ideologia radicale e di estrema sinistra del multiculturalismo, la tolleranza verso gli intolleranti e di accettare la violenza indiscriminata contro i nostri. Ci viene chiesto, anzi ci viene imposto,
di abdicare al nostro dovere verso il nostro paese, i nostri simili e la nostra famiglia. Siamo stati minacciati con un messaggio chiaro. Se non accettiamo le loro idee malvagie, folli, saremo definiti odiatori, razzisti, populisti, radicali. A volte tutte queste cose insieme. Troppe persone per bene si sono lasciate incastrare in questa trappola. Ma io vi chiedo, cos'è più difficile? Restare in silenzio e vedere il proprio paese andare in rovina o opporsi, far sentire la propria voce e essere insultati? Sono certo che per voi che siete qui sia insopportabile vedere i vostri paesi conquistati da chi ci odia. Chiamateci come vi pare, voi radicali di sinistra. Anche noi abbiamo parecchi nomi per descrivervi, ma sappiamo come definirci. Siamo patrioti. Siamo persone normali. Non ci interessano le vostre etichette. Non accettiamo la vostra rappresentazione dei fatti. Noi abbiamo ragione, loro hanno torto e non spetta a loro dirci chi siamo o cosa dobbiamo pensare, dire o fare. Glielo diciamo noi. Naturalmente sappiamo che la sinistra non vince mai onestamente. Sappiamo che non gioca mai lealmente. Sappiamo che conta sul fatto che la nostra parte è onesta e rispettabile, e questo è stato usato contro di noi. È ora di cambiare le regole del gioco, è ora di prendere in mano la situazione, perché se non lo facciamo perderemo i nostri paesi. Abbiamo appena assistito alla conquista totale di uno dei migliori esempi di un paese orgoglioso, sicuro, prospero e sovrano in Europa, l'Ungheria. Sappiamo tutti che non si è trattato di elezioni leali. La Commissione europea ha interferito con una massiccia censura dei social media, sui social media, massicce interferenze finanziarie e massicce manipolazioni psicologiche. È stata una destituzione sinistra brutale di un governo sovranista che ha portato a una presa di potere di fatto da parte di una potenza straniera attraverso collaboratori interni. Ciò che seguirà è facile da prevedere. La liquidazione sistematica di tutti gli strumenti di autogoverno e un brutale attacco all'identità nazionale. Noi, patrioti, dobbiamo tracciare una linea netta. Ci sono persone che lavorano per distruggere le nostre libertà e la nostra ricchezza anche, i nostri paesi, la nostra civiltà. Vogliono distruggerli attraverso l'immigrazione, attraverso le truffe dello zero netto, attraverso la distruzione della famiglia tradizionale, insegnando ai nostri figli che esistono decine di generi diversi. Non è così. Ci sono una madre, un padre e i loro figli. Maschi, femmine, nient'altro in mezzo, nient'altro. E poi ci siamo noi, le persone normali, di destra, nazionalisti, conservatori, cristiani, patrioti, che vogliono che i loro paesi rimangano come sono sempre stati. L'Italia deve restare italiana, la Francia deve restare francese, l'Ungheria ungherese e l'Estonia estone. Questa è la norma. Solo così le strade saranno sicure.
la gente sarà fiduciosa, le economie funzioneranno a nostro vantaggio, perché solo in uno Stato-nazione coerente possono esistere fiducia e solidarietà tra le diverse parti della società. Dobbiamo dirlo in modo chiaro e deciso. Chi sta distruggendo i nostri paesi, e nella maggior parte dei paesi europei è al potere, è nemico del popolo. È anche nemico della libertà di parola, libertà di coscienza, libertà di privacy, libertà di impresa. È dannoso quanto un esercito straniero che ci occupa. Dobbiamo trattarli non meglio di quanto tratteremo dei traditori. Non può esserci convivenza pacifica tra chi vuole distruggere i nostri paesi e noi, che vogliamo salvarli. E ogni singola persona, in ogni singolo paese d'Europa, deve decidere da che parte stare. Da che parte stare. Noi conservatori non dobbiamo permettere alla sinistra di dirci cosa possiamo o non possiamo dire, cosa è giusto o sbagliato, lo decidiamo da soli, senza paura. Parole molto chiare di Martin Helme dell'ECRE, il Partito Popolare Conservatore, che rivendica soprattutto anche il tema della libertà di parola e di pensiero. Adesso avanti con il prossimo ospite che ce lo presenta Semivarini. Siamo patrioti, vogliamo cambiare questa Europa. Facciamo squadra anche con il vicegovernatore della Bassa Austria, FPÖ, Udo Landbauer. Padroni a casa nostra noi. Ciao. Che piazza e che festa per la libertà e la democrazia. I patrioti d'Europa sono fianco a fianco con il popolo e mandano un messaggio chiaro a Bruxelles. Potete anche imporre e decidere tutto ciò che volete. Alla fine sarà il popolo a decidere e a presentare il conto. E quelli saranno anni felici per l'Europa e per il popolo europeo, cari amici. E perché siamo qui oggi? Siamo qui per la libertà, per la sicurezza, per la democrazia e per la sovranità. Perché vogliamo tornare a decidere noi stessi cosa sia bene per i nostri paesi e non abbiamo bisogno di direttive da parte di poteri sovraordinati con sede a Bruxelles che nessun cittadino europeo ha votato. Vogliamo un'Europa forte, ma non un'Unione Europea che governi contro i propri cittadini. Abbiamo bisogno di una politica europea che si erga a scudo di protezione dei paesi d'Europa. E siamo qui perché abbiamo la forza e il coraggio di dire no. No all'immigrazione di massa illegale, no all'islamizzazione, no alla distruzione della nostra patria. Diciamo no a un sistema europeo che distrugge il benessere e mette a repentaglio la pace. Quando guardo la folla, vedo queste persone coraggiose, madri e padri coraggiosi, lavoratori, imprenditori e contadini coraggiosi italiani che non hanno paura di alzarsi in piedi e di dire la loro. Perché una cosa è chiara,
Se non difendiamo la nostra patria, altri la distruggeranno e non possiamo permetterlo, cari amici. Lo dobbiamo ai nostri genitori e lo dobbiamo ai nostri figli. Noi tutti insieme lottiamo per un'Europa che protegga i propri cittadini ed espella con coerenza i criminali. Perché per noi la protezione e la sicurezza delle nostre donne e dei nostri figli è più importante dei diritti dei migranti criminali. Tolleranza zero invece della politica dell'accoglienza. È di questo che ha bisogno l'Europa. E la nostra patria, le nostre tradizioni, le nostre famiglie, la nostra democrazia, la nostra libertà e la nostra sicurezza, tutto questo non è negoziabile, non lo era ieri e non lo è oggi e non lo sarà neppure domani. Noi patrioti non sacrificheremo mai i nostri paesi sull'altare dell'Unione Europea. E sono qui oggi perché spetta a tutti noi guidare le nostre nazioni verso un futuro prospero, che sia in Italia, in Austria, in Francia, nella Repubblica Ceca o nei Paesi Bassi. La politica deve servire il popolo, non Bruxelles. Il popolo comanda, cari amici. E oggi mi trovo di fronte a orgogliosi italiani. Io stesso sono un orgoglioso austriaco. Ed è per questo che è mio dovere fare tutto il possibile affinché i nostri figli possano crescere in un paese sicuro, nel benessere, nella pace, in un'Europa migliore, in un'Europa forte. E con Matteo Salvini, voi italiani avete qualcuno che mette al primo posto gli interessi del popolo italiano. Ed è questo proprio il DNA di noi patrioti. Prima il proprio paese e solo dopo il resto del mondo, prima il proprio popolo e solo dopo tutti gli altri. E guardate questa piazza, il Duomo di Milano accanto a noi è un capolavoro della storia europea. Rappresenta secoli di fede, di lavoro e di cultura. Rappresenta l'Europa che amiamo noi tutti e proprio questa Europa ora è in pericolo. Le forze patriottiche sono l'unica garanzia affinché anche domani si sentano ancora i rintocchi delle campane delle chiese e non sia il muezzin a chiamare alla preghiera dai nostri tetti. Noi diciamo sì a un'Europa di impronta cristiana e no all'islamizzazione. L'Europa, cari amici, deve tornare a essere padrona in casa propria. Sì, abbiamo bisogno di una fortezza Europa che protegga il proprio popolo e metta alla porta i nemici dell'Europa. Sì, abbiamo bisogno di un'Europa forte, un'Europa che protegga i propri confini, un'Europa che decida autonomamente, un'Europa che difenda i propri cittadini, un'Europa della libertà, della sicurezza e delle nazioni orgogliose. Ed è per questo che lottiamo e non ci fermeremo finché i nostri figli non vivranno di nuovo in un'Europa forte, libera e soprattutto sicura. Parole molto chiare anche da parte di Udo Landbauer, vice governatore della Bassa Austria, in particolare il tema di un'Europa cristiana e di libertà di parole. Ora arriva il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Le nostre identità, le nostre tradizioni non sono negoziabili. Ma adesso, forse il miglior ministro che abbiamo in questo momento e che ha un lavoro difficilissimo da portare avanti. Avete capito di chi sto parlando? È il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara! Padroni a casa nostra noi,
Un saluto a tutti voi e consentitemi un particolare saluto a tutti i docenti, a tutti gli studenti d'Europa. Un saluto affettuoso a tutto quel personale della scuola che lavora per il futuro dei nostri giovani. Oggi è il giorno dell'orgoglio, orgoglio di una civiltà che ha dato al mondo libertà e democrazia come valori universali, cioè valori aperti a tutti coloro che li vogliono accettare e condividere. Libertà di parola, libertà di intraprendere, perché non è sfruttamento l'impresa, libertà di essere proprietari, perché non è un peccato essere proprietari, libertà dalla paura, la sicurezza è un diritto, libertà dal bisogno. Una civiltà fondata su Atene, Roma e Gerusalemme, che sono pilastri identitari dell'Occidente. Oggi è il giorno dell'orgoglio di una patria, la nostra patria. Sacro dovere la sua difesa, recita la nostra Costituzione. Una patria che è fatta di comuni con una grande storia, di regioni meravigliose che non hanno pari nel mondo. Il nostro è un sano patriottismo che non è aggressivo nazionalismo. Noi ripudiamo la guerra come strumento di aggressione perché noi amiamo la pace, ma è amore verso la nostra terra. Guardate questo Duomo, questa cattedrale, questa nostra meravigliosa cattedrale. Amore verso le nostre radici, amore verso la nostra identità e rispetto dei nostri avi che con i loro sacrifici ci hanno donato la nostra nazione. Una nazione che 69 anni fa ha voluto collaborare in Europa con altre nazioni che condividono i valori della nostra civiltà. È compito dell'Europa, se vuole avere un futuro, e noi vogliamo che abbia un futuro, anziché dare vita a regole e burocrazie oppressive, dovrebbe essere proprio quello di riscoprire i valori dell'Occidente, di difendere i nostri valori della nostra civiltà. Occidente che deve rimanere unito, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico. Noi amiamo una civiltà che ha sempre saputo accogliere chiunque sia arrivato con la voglia di costruirsi onestamente un futuro insieme con noi, accettando e rispettando le nostre leggi. Nel diritto di Roma e nei Vangeli non è mai stato contemplato il razzismo e non è però razzismo affermare che l'integrazione non è una banale inclusione. Non significa accettare chiunque a prescindere, ma passa innanzitutto dalla disponibilità di chi arriva a condividere regole e un modo di vivere. La discriminazione e l'odio non ci appartengono, appartengono a chi ha creduto e crede nei regimi totalitari. E fra questi, diciamolo chiaro, non ci sono solo i fascisti, ci sono certamente anche i comunisti e i loro epigoni e i loro discendenti. Noi amiamo una civiltà che ha saputo riconoscere i propri errori, anche quando chi li aveva commessi aveva per primo rinnegato i valori dell'Occidente, che si fondano sulla centralità della persona umana, sulla eguaglianza di tutti gli esseri umani, sullo Stato di diritto. Noi amiamo una civiltà che ha lottato per riconoscere uguale dignità all'uomo e alla donna e che proprio per questo rifiuta di disprezzare l'umanità che c'è in tutti noi, costruendo asterischi, schwa o generi neutri che non sono né uomini né donne. È un'offesa alla dignità degli uomini e delle donne. Noi amiamo una civiltà che ha saputo coniugare la libertà con la responsabilità individuale. Dobbiamo ridare valore alla responsabilità individuale, perché chi sbaglia deve rispondere dei propri errori.
Chi sbaglia paga, chi rompe paga. E ringrazio il Senato, la maggioranza in Senato, che nonostante l'ostruzionismo dell'opposizione ha approvato il nostro decreto sicurezza, perché non deve essere legittimo portare coltelli nelle piazze e nelle vie, non può essere legittimo portare i coltelli nelle scuole, perché non può essere legittimo sfasciare le nostre città durante cortei. Una civiltà, la nostra, che ha dato al mondo le carte universali dei diritti, ma che ha riconosciuto anche l'importanza fondamentale dei doveri, come ancora una volta recita la nostra Costituzione in modo mirabile, non soltanto il diritto di lavorare, ma anche il dovere di lavorare, perché ogni cittadino deve contribuire al progresso civile e morale della nostra nazione. Chi sta con le mani in mano, chi vive di espedienti o di delinquenza, chiunque sia, non è il benvenuto. Noi siamo la civiltà che ha concepito la buona fede, l'umanità, l'amore e il rispetto verso l'altro come pilastri della nostra convivenza civile. Torniamo ad essere orgogliosi di chi siamo stati, di chi dobbiamo saper essere ogni giorno, di chi vogliamo rimanere anche nel nostro futuro, nel futuro dei nostri figli e di chiunque verrà dopo di noi. Un abbraccio a tutti voi. Allora, il ministro Valditara, da professore di storia del diritto romano da par suo, ricorda appunto che l'Europa è figlia di Atene, Roma e Gerusalemme, il tema della difesa della patria, il sano patriottismo che non è nazionalismo, l'amore della nostra terra, le nostre radici, il fatto che l'Italia abbia voluto il sogno europeo che non è l'incubo della von der Leyen, e poi giustizia e soprattutto remigrazione. Ma adesso il nostro prossimo ospite, la parola a Sammy. Patrioti, costruiamo un nuovo futuro per questa Europa. Dalle Fiandre, il presidente di Vlaam Belang, Tom van Rieken. Ciao Milano, Milano, look at your beautiful city. Guardate questa città così bella, guardate il cielo, guardate tutte queste persone qui davanti a me. Il patriottismo non è mai stato così vivo. Grazie Salvini, grazie Lega, grazie Milano. Amici, non è solo il patriottismo italiano ad essere vivo. Lo stesso fuoco patriottico arde in Francia, in Spagna, in Austria e naturalmente nelle Fiandre, nel mio paese. In tutto il continente la gente si sta risvegliando, si ribella agli uomini, alle donne che per 30 anni hanno trasformato la nostra casa senza mai chiederci il permesso. Cari patrioti, quando è stata l'ultima volta che vi hanno chiesto qualcosa? Quando vi hanno chiesto se volevate che le vostre bellissime città fossero travolte da uno tsunami di immigrati? Quando vi hanno chiesto se volevate che le nostre case venissero distrutte? Quando hanno bussato alla porta e vi hanno detto stiamo per cambiare il tuo quartiere, la tua scuola, la tua città? Non l'hanno chiesto, non l'hanno mai chiesto, perché sapevano già quale sarebbe stata la risposta. La nostra gente non vuole essere rimpiazzata, la nostra gente non vuole essere cancellata, la nostra gente non vuole essere messa a tacere. Nei paesi per i quali i nostri antenati hanno combattuto, no, mai, né ieri né oggi. Amici, i globalisti non sono brave persone, non sono i buoni. Queste sono persone che guardano la vostra famiglia e vedono un problema che va gestito. Noi patrioti guardiamo la famiglia e vediamo la cosa più sacra sulla terra. Loro guardano la nostra fede e la vedono come una superstizione da cancellare. Noi patrioti guardiamo alla fede
e la vediamo come la spina dorsale della civiltà. Loro guardano la nazione e vedono un ostacolo al loro progetto globale. Noi patrioti guardiamo alla nazione e vediamo una patria per cui vale la pena morire. I globalisti vogliono portarci via tutto questo. Vogliono aprire i confini senza chiederlo, vogliono umiliare i nostri figli, vogliono metterci a tacere. Non sono i buoni, non sono mai stati i buoni. Cari amici patrioti, vi è stato detto che non dobbiamo mai vergognarci delle nostre origini, non chiederemo mai scusa per ciò in cui crediamo, perché noi siamo i buoni, voi siete i buoni, siamo sempre stati noi i buoni e abbiamo smesso di stare zitti su questo. I buoni sono qui e continueranno ad esserci. Alcuni diranno, Tom, il bene e il male è una questione complicata, il bene e il male è una questione di sfumature. Amici miei, vi faccio una domanda. Come potete essere i cattivi quando ogni sera portate cibo sulla tavola della vostra famiglia? Come potete essere i cattivi quando vi prendete cura dei vostri nonni? Come potete essere i cattivi quando difendete i deboli? Quando siete disposti a morire per i vostri figli, per il vostro paese e per la libertà che Dio ci ha donato? Come potete essere i cattivi quando fate tutto questo? No, non potete. Il bene e il male non sono mai stati così chiaramente distinti e noi qui oggi rappresentiamo tutto il bene dell'Europa. Eppure, cari patrioti, essere i buoni ha un prezzo, perché la notte, l'oscurità che ci hanno preparato è molto buia. Buia quando una giovane donna a Milano ha paura di tornare a casa da sola la sera. Buia quando a un contadino delle Fiandre viene detto di rinunciare alla sua propria terra in nome dell'ideologia verde. Buia quando un insegnante non può più parlare liberamente a causa dell'Islam. Buia quando un bambino a Bruxelles cresce senza sapere chi è, da dove viene o a cosa appartiene. Amici, è così, la notte è buia, ma più buia è la notte e più luminose sono le stelle. Amici miei, le stelle non sono mai state così luminose. Milioni di patrioti chiedono il cambiamento nelle nostre strade. Leader come Bardella, Wilders, Babiš e Matteo Salvini si sono fatti avanti, hanno tenuto duro, hanno combattuto e noi combattiamo, combatteremo sempre. Amici, signore, signori, ci chiamano populisti. Bene, il populus, il popolo, è esattamente ciò che rappresentiamo. Ci chiamano nazionalisti? Bene, la nazione è esattamente ciò che difendiamo. Ci definiscono radicali? Bene, un cambiamento radicale è esattamente ciò che questo momento richiede. Se lottare per le madri, i padri, per i bambini dimenticati d'Europa e per i lavoratori senza nome che hanno costruito questo continente mi rende un populista, un radicale, un nazionalista, allora bene, sono orgoglioso di essere un radicale, orgoglioso di essere un nazionalista, orgoglioso di essere un patriota. Amici, noi siamo i discendenti della grandezza, degli uomini che hanno costruito il Duomo di Milano, che hanno affrescato la Cappella Sistina, che hanno navigato fino ai confini del mondo. Noi siamo i discendenti di eroi, ma siamo anche i discendenti di coloro i cui nomi la storia non ha conservato, dei soldati caduti,
dei lavoratori dimenticati che hanno costruito le nostre città, delle madri, dei padri dimenticati che hanno sopportato le difficoltà per far uscire i propri figli dalla povertà. Non sono stati scolpiti nel marmo i loro nomi, non hanno ricevuto corone dall'oro. Eppure tutto ciò che siamo poggia su quello che ci hanno donato. La loro forza scorre nel nostro sangue, il loro coraggio vive nella nostra memoria, il loro dovere è la nostra eredità. Perché non siamo figli del declino, siamo gli eredi della più grande civiltà che questo pianeta abbia mai conosciuto. Insieme a tutti gli altri patrioti di tutta Europa, domani saremo noi al comando. Quindi, cari patrioti, fratelli, sorelle, quando dicono non si può fare, noi risponderemo si farà. E lo dico con chiarezza, potete denigrarci, potete cercare di zittirci, potete bandirci dalle televisioni, dai social, ma non potete fermare un'idea il cui tempo è giunto, è maturo, è il tempo dei patrioti d'Europa, è il tempo dei popoli orgogliosi d'Europa, il tempo dell'Italia è giunto. Viva i patrioti, viva la Lega e viva le Fiandre libere. Più buia la notte, più luminose sono le stelle. Siamo discendenti di chi ha costruito il Duomo, la Cappella Sistina e ha esplorato il mondo fino ai suoi grandi confini, anche il ricordo dei semplici lavoratori. Un bellissimo intervento, molto appassionato, quello di Tom van Grieken. E adesso torniamo di nuovo in piazza e sentiamo chi sarà il prossimo ospite. Parole importanti, noi qui oggi rappresentiamo tutto il bene dell'Europa. E allora vi lancio il video del presidente di Azione dei cittadini insoddisfatti, già primo ministro della Repubblica Ceca, presidente di anno 2011. A voi, Andrej Babiš. Ladies and gentlemen, dear friends, please allow me to warmly greet you on the occasion of the Patriots gathering at the beautiful Piazza del Duomo and express my apologies that due to other engagement, I couldn't come in person. The main theme in Milan today is clear: defending Europe, defending our borders. Allora, il presidente Babiš si scusa per il non poter essere presente. Cosa vogliamo? Un'Europa che serva i suoi cittadini, protegga il loro futuro. I patrioti per l'Europa rappresentano un'Europa in cui i confini esterni siano saldamente protetti, mentre la libertà internazionale di movimento rimane preservata. Senza confini esterni sicuri non c'è una vera sicurezza. Difendere i confini significa difendere l'Europa e la sicurezza di chi vi abita. La sicurezza non è negoziabile. Sosteniamo un'Europa basata sulla cooperazione, non sulla centralizzazione. Un'Europa forte nasce da nazioni forti e sovrane, che scelgono liberamente di lavorare assieme, non da una burocrazia lontana che decide per tutti. Un'Europa in cui gli interessi nazionali sono tutelati attraverso decisioni unanimi. Vogliamo che l'Europa sia orgogliosa della sua identità, storia, cultura e cittadini, perché senza identità non c'è comunità e senza comunità non c'è futuro. Abbiamo bisogno di un'Europa con energia accessibile e un'economia competitiva. La sostenibilità deve essere guidata, ma dal buonsenso, non da un'ideologia che indebolisce la nostra industria e abbassa il tenore di vita. E infine ci impegniamo per un'Europa che lavori per la pace e la stabilità, non per tensioni e conflitti costanti. Questo è il messaggio che ci ha uniti oggi a Milano, è un messaggio che risuona con milioni di europei che vogliono semplicemente vivere in sicurezza, stabilità, prosperità. Noi patrioti non stiamo combattendo contro l'Europa, stiamo combattendo per l'Europa come civiltà, per la sua cultura, la sua democrazia, le sue tradizioni e soprattutto per una vita migliore dei nostri figli e nipoti.
Vi auguro un buon incontro, di successo a Milano. Grazie. L'ex primo ministro Babiš, bellissimo intervento anche questo. Vediamo adesso a chi tocca. Prova. Allora sale sul palco Afroditi Latinopoulou, presidente di Foni Logikis Grecia. Foni Logikis sarebbe la voce della saggezza, la voce del buonsenso, tradotto al greco. Patrioti! Facciamo squadra anche con la Grecia. Presidente di Foni Logikis Afroditi Latinopoulou. Alla fine. Sono felice here with you, together with the patriots who are changing. Sono felice e orgogliosa di essere ancora una volta qui con voi, insieme ai patrioti che stanno cambiando l'Europa e la stanno orientando nella giusta direzione. Sono ancora più felice di trovarmi in un paese con un governo di destra guidato dal mio amico, grande combattente Matteo Salvini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Da anni veniamo attaccati per le nostre idee, per i nostri valori, perché vogliamo mantenere le nostre patrie, i nostri paesi puliti
e sicuri. I nostri avversari hanno a disposizione molti soldi, molti canali media, molte ONG e anche la tolleranza, se non addirittura l'appoggio di Bruxelles per diffondere il loro messaggio di propaganda. Ma soprattutto hanno a disposizione i loro utili idioti, i deliranti sinistroidi che etichettano come fascista chiunque sia a favore del buonsenso e dei fatti concreti nel tentativo di zittirci. Ami la tua patria? Dici che le nazioni hanno confini? Sei un fascista. Ami la tua famiglia? Credi che una famiglia debba essere formata da un padre, una madre, dei figli? Sei un fascista. Ami Cristo? Ti dichiari cristiano? Sei un fascista. Questa narrazione non è più valida. Siete voi fascisti. Quelli che reagiscono come vampiri bagnati dall'acqua santa quando sentite le parole che per noi sono sacre, nazione, religione, famiglia. Cari amici, ormai da decenni, proprio sotto i nostri occhi si sta commettendo un crimine, lo smantellamento delle nostre nazioni, orchestrato dalla sinistra, che è il cancro dell'Europa e dell'Occidente. Per quanti anni avete sopportato di essere chiamati fascisti solo per aver sventolato la vostra bandiera? Per quanti anni avete sopportato di essere chiamati estremisti solo perché avete fatto il segno della croce? Per quanti anni avete sopportato di essere chiamati omofobi solo per aver sostenuto i valori della famiglia tradizionale? Per quanti anni avete sopportato di essere chiamati islamofobi solo per aver messo in discussione l'immigrazione illegale? Adesso basta. Tutto questo finisce adesso, con parole chiare, posizioni ferme e con determinazione. La paura è finita. Al silenzio si sostituirà la nostra voce che difenderà i nostri valori e ideali fino alla nostra vittoria finale. Nazione, religione, famiglia. Non sarà una battaglia facile. Milioni di immigrati clandestini si sono già insediati nelle nostre terre d'origine, li stiamo mantenendo coi soldi delle nostre famiglie. Le nostre scuole sono già diventate centri di indottrinamento a favore del programma LGBT. Il teatro, il cinema sono già diventati strumenti utilizzati dalla sinistra per inquinare le menti dei nostri figli. I nostri quartieri sono già diventate aree di criminalità dove i cittadini, donne e bambini sono vittime di stupri, molestie da parte dei vari Mahmoud e Mehmet. E tutto questo perché la sinistra e l'elite che la finanzia hanno un unico obiettivo: smantellare le fondamenta delle nostre nazioni, cancellare il retaggio dei nostri antenati e controllare e condizionare completamente le generazioni future. Non sacrificheremo nemmeno un giovane, nemmeno un bambino nato oggi a questa follia. Non permetteremo più questa pratica di reclutamento di giovani. Via l'Islam dai nostri paesi. Via. Basta
con la propaganda woke, frontiere chiuse, espulsioni, più prigioni, controlli rigorosi da parte delle forze di polizia, rivalutazione dell'introduzione della pena di morte per gli stupratori di bambini e chi commette crimini efferati. Con i loro politicamente corretti ci puliamo le suole delle scarpe, salveremo le nostre nazioni. Siamo patrioti, siamo cristiani, siamo persone che tengono alla famiglia e cureremo una volta per tutte il cancro chiamato sinistra. Se vogliono l'energia verde, ma che se la paghino loro. Se vogliono le flottiglie per difendere Hamas e Hezbollah, che se le paghino loro. Se vogliono le ONG per i migranti clandestini, che le finanzino di tasca propria. Se hanno a cuore i migranti clandestini, che li accolgano a casa loro. E se sono a favore del velo, dell'hijab, della legge della Sharia, che lasciano l'Europa e vadano a vivere in Pakistan, in Afghanistan, i paesi che ammirano così tanto. Gli compreremo perfino i biglietti di sola andata. Miliardi prelevati dalle nostre tasche sono stati spesi per la cosiddetta integrazione dei Rom, per la cosiddetta integrazione di milioni di migranti clandestini. Non è possibile integrarli e noi non li vogliamo. I burocrati che li vogliono dovrebbero pagare di tasca propria per loro. Queste decine di miliardi di euro devono essere destinate alle giovani coppie europee, alle neomamme, alle famiglie monoparentali, a tutte le famiglie per sostenere l'aumento demografico in modo concreto e non come avviene oggi, essere destinati ad Abdul, Mohammed, che vengono sovvenzionati per riprodursi rapidamente, stravolgendo i territori in cui siamo nati. Siamo stufi di burocrati che nessuno ha eletto, ma che decidono delle nostre vite. Siamo stanchi di politici che hanno paura di dire la verità. Siamo stanchi di mezzi di comunicazione che zittiscono chiunque non sia d'accordo con loro e cercano di imporci l'Islam. E chiunque osa alzare la voce viene preso di mira e spesso assassinato. Questo era, è e sarà sempre socialismo. L'intervento dello Stato in ogni ambito, così che il cittadino dipenda dal governo e non osi parlare. Tasse elevate, pochi privilegiati, burocrazia, giustizia lenta, monopoli e voucher da elemosinare per i più. Questi sono gli ordini che arrivano da Bruxelles e coloro che li seguono, invece di essere leader nei loro paesi, sono diventati burattini del nuovo ordine mondiale. E in questo scenario di totale oscurità che avvolge l'Europa brilla la luce dei patrioti, veri leader che non tradiscono i propri valori. Oggi siamo qui insieme con Matteo Salvini, Jordan Bardella, Geert Wilders e anche con coloro che oggi non sono presenti di persona, Marine Le Pen e Viktor Orban, che è stato attaccato molto più di altri dall'establishment europeo, ma non si arrende mai ed è sempre in prima linea per guidare l'Europa verso il porto sicuro dei nostri valori. E noi non abbiamo più paura. Non ci scuseremo perché amiamo il nostro paese. Non chiederemo scusa perché crediamo in Dio. Non chiederemo scusa perché vogliamo che i nostri figli siano al sicuro. Questo è ciò che eravamo e questo è ciò che torneremo ad essere con l'aiuto di Dio.
Qui finisce la paura, qui finisce la tolleranza. Tramanderemo ai nostri figli e ai nostri nipoti paesi puliti, sicuri. Pena di morte per chi prova a stuprare un bambino e pena di morte per i delitti più efferati, dice Afroditi Latinopoulos di Fonilogikis. Vediamo adesso cosa succede. Signori, Santiago Abascal, leader di Vox. Avete sentito? I nostri avversari hanno a disposizione molti soldi e potenti corazzate di informazione. Dobbiamo fare più squadra con i nostri alleati europei. Vogliamo urlarlo insieme? Piazza Duomo, libertà! Libertà! E allora ve lo lancio, il prossimo video è il video messaggio per il presidente di Vox, Santiago Abascal. Queridos amigos patriotas, queridos amigos de Lega y querido Mateo, es un honor poder saludaros en un día tan importante para vosotros. Me habría encantado accompagnaros, però non ha potuto ser. Mi sarebbe piaciuto accompagnarvi, ma non è stato possibile. La Spagna sta attraversando un periodo con il governo criminale di Pedro Sánchez, le cui conseguenze sono note a tutti, e c'è un effetto di attrazione senza... Lo puoi alzare un attimo che non lo vedo bene? Senza... Un collapso planificato. Ecco, è il collasso pianificato, perché è molto importante che noi rispettiamo i nostri confini come stiamo proteggendo la nostra sovranità e chi vuole distruggere ciò che siamo. Vai avanti Matteo, avanti amici della Lega, avanti patrioti, viva l'Italia e viva la Spagna per la difesa dei confini. A sorpresa Santiago Abascal, il leader di Vox, alla nostra manifestazione, vi ricordo, senza paura in Europa, padroni a casa nostra. Vediamo a chi tocca, Geert Wilders, signori. Patrioti di Piazza Duomo, è il momento del presidente del PPE, Geert Wilders. Tutto bene. Matteo, amico mio, congratulazioni per la tua recente vittoria contro quei pazzi dei PM di Palermo. Nessuno potrà mai mettere a tacere Matteo Salvini e nessuno potrà mai mettere a tacere voi. Voi siete il tuono della libertà. È anche un grande piacere essere qui nella terra di Oriana Fallaci. È stata la più grande toscana della nostra epoca, una profetessa vera e propria. Ci aveva avvertiti, e la cito:
aveva detto: l'Europa non è più l'Europa, è Eurabia, una colonia dell'Islam. Ci ha avvertiti, la cito ancora: in ognuna delle nostre città c'è una città nella città, una città governata dal Corano. Ci ha avvertiti, la cito per la terza volta: se non ci difendiamo, la jihad vincerà e distruggerà il mondo che siamo riusciti a costruire, noi e i nostri genitori. Ha detto tutto questo 25 anni fa. E lo stesso dico io oggi, e lo dicevo 25 anni fa. Oggi la tragedia che avevamo previsto è la nostra realtà quotidiana. Il nostro popolo, gli abitanti originari dell'Europa, è stato travolto da uno tsunami di immigrazione di massa e migrazione illegale, clandestina, spesso proveniente da paesi islamici. Guardate una mappa, una cartina, ci sono centri per i richiedenti asilo in tutto il paese. La metà dei sospettati di reati sessuali non è autoctona. Guardate a Milano. Un tempo era il motore economico dell'Italia. Oggi è nota come la capitale delle baby gang, terrorizzata da bande criminali di giovani immigrati. E io dico a quegli immigrati: vi manderemo via, dovete andarvene. Cosa direbbe Oriana Fallaci oggi, se fosse viva oggi? Cosa direbbe? Vorrei ripetere un messaggio del suo libro La rabbia e l'orgoglio. Direbbe: svegliatevi, gente, svegliatevi. Papa Giovanni Paolo II, già nel 1978, lo disse: non abbiate paura. E noi lo diciamo all'Europa: non disperare. Quindi fate sentire la vostra voce. Milano è vostra, non è dell'Islam. L'Italia è un paese cristiano e non diventerà mai un paese islamico. Basta Eurabia. Amici, c'è una ragione per tutto questo. La nostra civiltà è la più grande conquista della storia umana. È il frutto di secoli di lotta, di sacrifici dei nostri antenati europei. È qui che gli ideali della democrazia e dei diritti umani sono stati concepiti, difesi, messi in pratica. Le città-stato della Lombardia, della Toscana, sono la culla della scienza, dell'arte, di una prosperità senza precedenti. Abbiamo creato società in cui gli individui non venivano schiacciati, ma valorizzati, dove la libertà di parola era sacra, dove l'innovazione non era temuta, ma incoraggiata, dove il fatalismo era sostituito dall'ottimismo e dalla speranza. I nostri antenati hanno rifiutato la sottomissione. La libertà è diventata la linfa vitale della nostra società e noi vogliamo che continui ad essere così. La libertà è un nostro diritto innato, non ci rinunceremo mai. E l'Islam e la libertà sono due cose incompatibili.
Tutto questo, amici, lo dobbiamo ai nostri valori giudaico-cristiani. Il Duomo, questo Duomo è il simbolo di questa eredità. Ci esorta non solo a ricordare ciò che abbiamo costruito, ma anche a proteggerlo con tutto ciò che abbiamo. È il simbolo di tutto ciò che abbiamo. E noi qui all'ombra del Duomo ci schieriamo nel suo nome per noi stessi. Noi ci schieriamo con le donne e le ragazze dei nostri paesi. Amici, ho letto sui giornali italiani oggi che 2 ragazze olandesi sono state stuprate qui, ieri, da parte di 2 giovani africani. E vi dico, non possiamo accettarlo, non deve succedere più. Dobbiamo fermare l'immigrazione dai paesi islamici. Basta. Basta, neanche uno. Basta. E ogni criminale, ogni singolo criminale, chi vuole seguire la legge della Sharia, dovrebbe essere espulso dai nostri paesi. Perché le nostre radici sono qui, sono a Roma, ad Atene, a Gerusalemme, non alla Mecca. Il Rinascimento è iniziato qui, nel nord Italia. Che il nuovo Rinascimento abbia inizio qui, oggi. Le persone vogliono il buonsenso, vogliono che i confini nazionali siano chiusi contro i clandestini. Le persone vogliono sicurezza per la famiglia, per le loro mogli, per le loro figlie. E noi, i Patrioti Uniti d'Europa, noi daremo loro tutto questo. Ne abbiamo abbastanza del multiculturalismo, ne abbiamo abbastanza dell'ideologia woke, ne abbiamo abbastanza degli attivisti che sventolano bandiere palestinesi e devastano le nostre università. Ne abbiamo abbastanza dell'islamizzazione delle nostre case. In tutta Europa il nostro movimento patriottico sta crescendo. Siamo una tempesta di libertà. Quindi, amici, continuiamo così, andiamo avanti. Siate e siamo onesti nei confronti dei nostri figli, dicendo loro che i nostri valori cristiani non saranno mai sostituiti dall'estremismo barbarico islamico. L'islamismo non ci appartiene. Insieme noi dobbiamo formare la nuova Lega di Lepanto. Insieme noi ripristineremo la nostra eredità giudaico-cristiana. Insieme non saremo più preda della paura, ma saremo orgogliosi e liberi. Viva la Lombardia! Viva la Lega! Viva Matteo! Viva i Paesi Bassi! E un evviva anche per voi. Grazie. Grazie. Una nuova Lepanto, il ricordo di Oriana Fallaci, la rabbia e l'orgoglio, svegliatevi, basta l'eurabbia, il ricordo di Papa Giovanni Paolo II, questo era Geert Wilders, vediamo a chi tocca adesso.
patrioti di Piazza Duomo. Nella terra di Oriana Fallaci non possiamo essere la capitale delle baby gang. Difendiamo la nostra terra. Oh, pochi minuti e arriva Matteo, preparatevi! Intanto però facciamo squadra con chi è in squadra con noi dalla Francia. Il presidente della Rassemblement National, Jordan Bardella, in italiano. Padroni a casa nostra noi. Cari amici, caro Matteo, cari patrioti d'Italia e di tutta l'Europa, è un piacere e un grande onore essere qui con voi a Milano in Piazza Duomo. Siamo davanti a questa cattedrale maestosa che si innalza verso il cielo da diversi secoli. È la prova vivente della fede cristiana e della grandezza del popolo italiano. E anche qui, in Lombardia, una delle regioni più potenti d'Europa, che batte il cuore dell'Italia che lavora, dell'Italia che produce, dell'Italia che innova, dell'Italia che esporta nel mondo. Qui ogni giorno, da diverse generazioni, migliaia di industriali, artigiani, commercianti, lavoratori fanno la prosperità di questa regione e attraverso essa la forza di tutta la nazione italiana. Questa Italia che lavora e che non abbassa mai la testa ha trovato per difenderla un uomo fiero e patriota che non l'ha mai tradita. Quest'uomo libero, coraggioso, è il nostro amico Matteo Salvini. Matteo è un uomo che ha preso decisioni quando altri facevano discorsi. Quando era ministro dell'Interno, ha protetto le frontiere dell'Italia, ha chiuso i porti alle navi delle ONG, ha fermato con coraggio gli sbarchi di migranti clandestini. Per questo è stato attaccato senza sosta dall'estrema sinistra, trascinato davanti ai tribunali e accusato di aver fatto il suo dovere. Oggi la giustizia italiana lo ha completamente assolto e vorrei dire che la sua battaglia non è soltanto la sua, è la nostra, è la vostra, è quella di tutti i popoli europei che rifiutano di cedere di fronte all'immigrazione di massa. Amici italiani, sono venuto a portarvi un messaggio dalla Francia. Tra la Francia e l'Italia c'è più di una frontiera. C'è una storia comune, c'è una cultura che condividiamo, ci sono due popoli che si amano. Siamo due grandi nazioni europee, due popoli fieri, due popoli radicati senza i quali l'Europa non sarebbe l'Europa. Più di 2000 anni fa, Roma ha dato all'Europa le sue leggi,
il suo ordine, la sua idea stessa di civiltà. Ha ispirato ciò che siamo ancora oggi. Diversi secoli dopo, quando l'Europa dubitava, quando il mondo usciva dall'oscurità, è stata ancora l'Italia a mostrare la strada. Il Rinascimento è nato qui e ha attraversato le Alpi, ha nutrito la Francia, ha ispirato i nostri re, i nostri artisti, i nostri costruttori. Così ha contribuito a fare del mio paese ciò che è diventato. Allora, so che qui, in Italia, guardate la Francia con attenzione, con amicizia e a volte anche con preoccupazione. Cari amici, so che il destino della Francia non vi è indifferente. Allora qui a Milano sono venuto a rasserenarvi. La nostra vittoria alla prossima elezione presidenziale è vicina. E ci stiamo preparando a dire addio Macron. Con Marine Le Pen conduciamo una battaglia esistenziale per fare di nuovo della Francia una grande potenza e per permettere al nostro popolo di ritrovare l'orgoglio di essere francese. Voglio dirvelo qui. Una vittoria del Rassemblement National in Francia non sarà soltanto una vittoria francese, sarà una vittoria per tutte le nazioni d'Europa. Al Parlamento europeo, dove ho l'onore di essere il presidente del nostro gruppo, portiamo una visione chiara, quella di un'Europa delle nazioni, un'Europa che rispetta i popoli, un'Europa che protegge. 2 anni fa, alle elezioni europee, una potente ondata si è alzata sul continente. Un'ondata patriottica e popolare che ci ha permesso di diventare la prima forza di opposizione a Ursula von der Leyen e alla Commissione di Bruxelles. Ogni giorno dimostriamo che un'altra Europa è possibile. Oggi, grazie a voi, grazie al lavoro che portiamo avanti insieme, il rapporto di forza a Bruxelles sta cambiando. Penso in particolare all'industria automobilistica, che qui nel nord Italia è minacciata da decisioni burocratiche. Con le norme assurde, la von der Leyen voleva imporre brutalmente il divieto di vendere auto nuove a motore termico, senza tener conto della realtà industriale, senza tener conto dei vostri posti di lavoro e delle vostre fabbriche. Ci siamo opposti con fermezza, abbiamo combattuto e alla fine, grazie a noi, grazie alla Lega, grazie al Rassemblement National, hanno dovuto arretrare. Amici miei, questa vittoria deve servirci da lezione. Nulla è scritto in anticipo. Nulla è inevitabile. Quando i popoli si alzano, allora riprendono il potere. Ciò che abbiamo ottenuto sull'industria automobilistica
Dobbiamo farlo ovunque, sull'agricoltura, per difendere chi ci nutre contro una concorrenza sleale, sull'energia, per garantire prezzi accessibili alle nostre imprese e alle nostre famiglie, sull'immigrazione, per riprendere finalmente il controllo delle nostre frontiere. Per concludere, cari amici, permettetemi di lasciarvi con un'immagine e una storia che tutti qui possono comprendere. Secoli fa, quando questa cattedrale è stata costruita qui in Piazza Duomo, nessuno ha visto l'opera compiuta. Sono intere generazioni di italiani che hanno posato pietra su pietra, artigiani, operai, costruttori. Alcuni hanno iniziato, altri hanno continuato, altri ancora hanno terminato. Non lavoravano solo per loro stessi, lavoravano per i loro figli, per il loro popolo e per l'eternità. Oggi, dopo diversi secoli, siamo qui, davanti alla loro opera. Questo significa una cosa semplice. Quando un popolo sa ciò che è, quando ha fede nella terra e nella patria, quando non rinuncia, attraversa il tempo. Allora sì, la nostra battaglia è esigente. Richiede coraggio, ma facciamo esattamente la stessa cosa che loro. Costruiamo per il futuro dei nostri paesi, costruiamo per il futuro dei nostri figli, costruiamo per l'Europa dei popoli. Allora, senza paura, in Europa come a casa nostra, continuiamo questa battaglia, perché ovunque i popoli si stanno risvegliando, e perché la storia sempre finisce per dare ragione a chi non si arrende mai. Viva l'Italia, viva Salvini, viva la Lega e viva la France! Bardella, una bella bordata contro Macron, ma anche l'idea di essere due paesi che condividono una storia comune, una storia figlia di Roma, del diritto romano e molto altro. Ma adesso tocca a Matteo Salvini. L'Europa è libertà. Noi vogliamo un'Europa che sia un ponte per la pace, non un campo di battaglia. Voi siete il cambiamento, non altri. Noi siamo il futuro e insieme vinceremo. Viva i patrioti europei! Liberi, forti e senza paura! Ha detto bene Bardella, lui è l'uomo libero, coraggioso ed è il nostro capitano. A voi il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il leader della Lega, Matteo Salvini.
Grazie. Grazie, che spettacolo incredibile. Grazie anche perché state sopportando un bel caldo, però in una giornata straordinaria, in una piazza straordinaria. Vedrò di essere breve e di lasciarvi, offrirvi 3 o 4 concetti, però permettetemi, perché fra i tanti sindaci presenti che voglio ringraziare, i tanti amministratori locali, governatori, ministri, consiglieri comunali, oggi non ce n'è in piazza uno che avrebbe dovuto esserci, perché in questi minuti è a Massa, sindaco di Massa, per ricordare Giacomo Bongiorni, un padre che non c'è più e a cui dedicherei un minuto di silenzio e l'applauso di questa piazza, a sua moglie e a suo figlio. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, Giacomo Bongiorni è stato ucciso 2 settimane fa in circostanze veramente drammatiche davanti al figlio di 11 anni. Ecco, intanto c'è il minuto di silenzio richiesto da Matteo Salvini e naturalmente non possiamo... Grazie Giacomo, ecco. E scusaci, come comunità, perché non si può morire per aver richiamato alla buona educazione. Oggi una piazza bellissima, straordinaria, che da tempo non si vedeva, pacifica, determinata, con le idee chiare, fondata sull'amicizia, sulla lealtà, senza paura, l'abbiamo scelto apposta. Bene, i patrioti sono una famiglia, li avete ascoltati e fate un grande applauso a chi è venuto da tutta Europa per essere con noi oggi pomeriggio in Piazza del Duomo. Grazie a tutti gli amici patrioti. E una famiglia vince, perde, si rialza e cresce insieme. L'abbiamo visto in Italia. Dopo la vittoria del no al referendum, siamo ancora più uniti, siamo ancora più forti, siamo ancora più determinati a lavorare insieme, senza paura di accelerare sulle riforme che servono agli italiani, compresa una necessaria riforma della giustizia, a partire dalla responsabilità civile dei magistrati, che come tutti gli altri lavoratori, se sbagliano, devono pagare le conseguenze dei loro errori. Grazie ai sindaci, dicevo, grazie agli amministratori, grazie alla migliore squadra di governo nei comuni, nelle province, nelle regioni e a Roma. Fate un grande applauso ai governatori, ai ministri della Lega che come leoni si battono e non si fermano mai. E permettetemi di ringraziare i patrioti per aver ricordato il mese scorso, insieme a tutti noi, colui che la nostra grande Lega l'ha fondata. E il pensiero va al nostro Umberto Bossi. E grazie a chi l'ha ricordato e lo ricorderà per sempre. In Europa l'Alleanza dei Patrioti è l'unico vero avversario per i burocrati di Bruxelles, al servizio di pochi affaristi e di pochi guerrafondai. In questa piazza c'è l'unica speranza, e siete voi, di proteggere i nostri lavoratori, il futuro dei nostri giovani, la nostra identità. E il mio abbraccio
agli uomini dei trattori, ai contadini, agli allevatori, agli agricoltori, ai pescatori che combattono contro regole europee assurde. Grazie di essere qua con noi. Il Movimento dei Patrioti non è un movimento politico, è una famiglia, è una comunità. E in una comunità, quando qualcuno ha un momento di difficoltà, le mani di migliaia di amici si allungano per confortarlo e aiutarlo a rialzarsi. L'abbraccio mio e di tutta Piazza del Duomo a un amico e un patriota che si chiama Viktor Orban. Caro Viktor, hai difeso i confini e combattuto contro i trafficanti di uomini e i trafficanti di armi. Continuiamo tutti insieme questa battaglia di libertà e legalità. Noi siamo in piazza per proteggere e costruire. Non ci siamo fermati. È incredibile che certa sinistra, che ha l'aggettivo democratico nel nome, volesse impedire a queste migliaia di persone di trovarsi per costruire il futuro in Piazza Duomo. Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali. E da milanese il mio impegno massimo per rivincere le elezioni politiche l'anno prossimo e continuare le riforme che stiamo portando avanti a partire dall'autonomia. A proposito, buon 70° compleanno al grande ministro Roberto Calderoli, che ha deciso di festeggiarlo qua in piazza insieme a noi, da buon bergamasco. Però dicevo, da milanese, non mi basterà vincere le elezioni politiche. Amici milanesi, oggi in piazza siete tantissime da tutte le periferie, da tutti i quartieri. Prepariamoci, dopo 15 anni di sinistra, a tornare a vincere le elezioni comunali, a governare a Palazzo Marino. Non se ne può più. Siamo qui in piazza per difendere il lavoro, innanzitutto il lavoro che la sinistra ha abbandonato. Lavoro di agricoltori, contadini, operai, artigiani, imprenditori. Chiediamo con forza, questa è la piattaforma di questa splendida Piazza Duomo, a Bruxelles, ora di fermare, sospendere quel mostro ideologico chiamato Green Deal, che di green non ha niente. Un insieme di regole, vincoli e tasse assurde che stanno impoverendo le imprese italiane ed europee a vantaggio di quelle cinesi e della speculazione finanziaria. Ci hanno costretto a spendere miliardi di euro per installare colonnine di ricarica elettriche che usano in pochi e ci impediscono di aiutare camionisti, lavoratori e agricoltori. Basta col Green Deal, lasciate la gente lavorare in pace. E a proposito di libertà di movimento, il mio saluto anche alle decine di motociclisti che hanno raggiunto Piazza Duomo oggi. Evviva i nostri motori, la nostra storia e la nostra tradizione. E sapete, ieri, per renderci conto di quanto serva cambiare l'Europa, l'ha detto persino il presidente di Confindustria, e lo ringrazio per il coraggio e la chiarezza delle parole, che non è un pericoloso sovranista o sovversivo, Emanuele Orsini. Bisogna cambiare chi governa questa Europa. Ha assolutamente ragione. Sapete come propongono di affrontare la crisi energetica i geni di Bruxelles? Con un nuovo lockdown. La genialata di Ursula von der Leyen. Un nuovo lockdown.
No, abbiamo già dato. Non abbiamo nessuna intenzione di chiudere le scuole e le fabbriche e di lasciare a casa lavoratrici e lavoratori. Vogliamo vivere, vogliamo studiare, vogliamo lavorare. Ebbene, ieri c'è stata l'accoppiata malefica Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea. Fondo Monetario Internazionale, guidato da Marziani, ieri ha detto, leggo il virgolettato, è stato imprudente che qualche governo, come il governo italiano su spinta della Lega, abbia bloccato l'aumento dei prezzi e abbia deciso di tagliare le accise sui carburanti. E si è aggiunta la Commissione Europea che alla crisi energetica, figlia di una guerra che non abbiamo voluto, dice che per fronteggiare il caro gasolio, il caro luce e il caro gas bisogna lavorare di meno, viaggiare di meno, spegnere il riscaldamento, non usare l'aria condizionata, spegnere le luci e illuminare di meno le nostre città. Chi è quella mente poco illuminata che a una crisi energetica ti risponde spegni l'interruttore di casa sua? Ecco, io direi che al di là di queste fesserie, ma a Bruxelles ci ha abituato a ben di peggio, ci sono 3 cose che si possono fare subito. Numero 1, lo chiede la Lega, lo chiede il governo italiano, lo aspettiamo con buona educazione. Se non arriverà una risposta positiva nell'arco di alcuni giorni, non di alcuni mesi, provvederemo da soli. Sospendere le regole fuori dal mondo del patto di stabilità che stanno bloccando la nostra economia. In un momento eccezionale occorre fare scelte coraggiose. Sospendere il patto di stabilità e permettere di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà. 2. Gli Stati Uniti d'America in queste ore hanno sospeso fino al prossimo 16 maggio le sanzioni che bloccavano il commercio e l'acquisto di petrolio russo. Non l'ha fatto uno staterello dell'ex Unione Sovietica, l'ha fatto la più grande democrazia mondiale e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti sono e rimarranno fondamentali a prescindere dalle vicende personali e momentanee. E io dico che se lo fanno a Washington lo devono fare anche a Bruxelles. Piuttosto che chiudere scuole, fabbriche e ospedali, torniamo a prendere gas e petrolio che arriva da tutto il mondo, Russia compresa, visto che non siamo in guerra contro la Russia. Mi vedo qualche giornale domani che titolerà Salvini dice così, non per aiutare gli imprenditori, le famiglie, gli artigiani, gli agricoltori, gli autotrasportatori, no, perché è condizionato da Putin. Questa è una piazza di uomini e donne libere, non condizionate da nessuno, gli unici che hanno preso soldi da speculatori stranieri, non faccio nomi, alla George Soros stanno a sinistra, gli unici in vendita stanno a sinistra, gli unici che hanno un prezzo stanno a sinistra. E aggiungo, torniamo come Europa e come Italia, abbiamo il dovere di tornare a essere una potenza nucleare, non per minacciare i vicini con delle armi, ma per dare energia pulita e sicura alle fabbriche, alle case, alle scuole, agli ospedali. Non parlo
del nucleare a cui sta lavorando il regime islamico iraniano per distruggere, e nessuno ha nostalgia degli ayatollah che hanno sterminato 40.000 ragazzi oppositori in Iran, la più grande strage in poche ore, in pochi giorni, di una popolazione civile. Non è quello il nucleare che ci interessa. Noi vogliamo un nucleare pulito e sicuro per aiutare gli italiani e gli imprenditori italiani a pagare bollette meno care e a tornare a essere competitivi. E questa piazza chiede un'altra cosa fondamentale, chiede la pace, ma non con le bandiere della pace dei centri sociali che anche oggi hanno cercato lo scontro con la polizia. Quella è la pace dei delinquenti. Questa piazza, di fronte a una delle chiese cristiane più belle, grandi e importanti del mondo, sotto la nostra Madonnina, da questa piazza vola un appello nel nome della pace a tutti gli uomini di governo, a tutti, affinché si seguano le parole di un grande uomo di pace, di Papa Leone. Questa è la piazza che vuole la pace, non le armi e la guerra. Torniamo a investire in dialogo e diplomazia, non in armi e sanzioni. I nostri figli non hanno bisogno di un esercito europeo, quell'esercito europeo più volte invocato da una persona abbastanza permalosa, che quindi non mi permetto di aggettivare, ma lascio a voi ogni commento, e con tutto il rispetto dovuto a un'istituzione dico no all'esercito europeo voluto da Macron e dai suoi simili. E a proposito, amici patrioti, l'anno prossimo in Francia, con il cuore siamo vicini ai fratelli che per la prima volta nella storia avranno a portata di mano, con le elezioni legislative e le elezioni presidenziali, una storica possibilità di cambiamento. In bocca al lupo a Marine Le Pen e Jordan Bardella. Fate arrivare a Parigi l'applauso di Piazza del Duomo. Noi non abbiamo bisogno di un esercito europeo, ma di un'Europa che ci aiuti a difendere i confini dall'immigrazione clandestina e dal fanatismo islamico. La Lega e i patrioti vogliono difendere la nostra identità, che è un'identità generosa, accogliente, solidale e cristiana. E noi vogliamo dare la precedenza a una immigrazione da paesi vicini a noi per cultura e per valori, per garantire un'integrazione vera e non il caos che serve solo alla sinistra globalista per pagare di meno gli operai nelle fabbriche. E attenzione, il problema non è l'Islam, il problema è chi usa l'Islam e il Corano per cancellare secoli di storia, di diritti e di libertà conquistate. Se qualcuno ancora nel 2026 ritiene, nel nome della sua religione, che la donna abbia meno diritti dell'uomo, non è il benvenuto in Italia e in Europa. Se qualcuno ancora nel 2026 ritiene nel nome della sua religione che l'infedele vada ammazzato, non è il benvenuto e può tornare al suo paese. E attenzione, vado a concludere, il problema non è
l'immigrazione o il colore della pelle. In questa piazza ci sono tanti patrioti da tutte le regioni italiane. A proposito, anche un applauso a chi è partito stamattina all'alba per essere qua a Milano. Grazie a chi si è pagato il treno, il pullman, la macchina, per essere protagonista di questa giornata straordinaria, che faranno vedere le televisioni stasera, però sarà difficile cancellarvi, Fatevi sentire per vedere come riusciranno a cancellarvi dai telegiornali di stasera. Dicevo che in questa piazza, come in Italia, ci sono tantissime donne e uomini, centinaia di migliaia, arrivati dalla Romania, dall'Albania, dal Marocco, dalla Cina e da tante altre nazioni del mondo, che sono qua, rispettano le regole, rispettano la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, sono i benvenuti, sono nostri fratelli e nostre sorelle. Per le persone di buona volontà ovunque nascano e da dovunque arrivino, porte aperte. Per i criminali, che sono troppi, una sola scelta: a casa loro tutti. Tutti. Che non significa, l'immigrazione non significa mandare a casa chiunque incontri per strada, significa che anche il permesso di soggiorno, anche la stessa cittadinanza, sono un atto di fiducia. Ti apro le porte di casa mia, ti garantisco educazione, sanità gratuita, la casa, il bonus qui, il bonus là, tutti sono i benvenuti. Se però commetti degli errori, come per la patente a punti, anche il permesso soggiorno a punti. Dopo alcuni errori torni a casa tua. Non ti abbiamo dato fiducia all'infinito. Ebbene, vado a chiudere, perché se ho caldo io, immagino quanto caldo non abbiate voi, e vi ringrazio veramente dal profondo del cuore. Questa è una piazza stupenda che è uscita anche dal mondo dei social, perché va bene la realtà virtuale, va bene l'intelligenza artificiale, va bene l'informazione classica, le TV, le radio, i siti, i giornali, però la storia la fanno donne e uomini che escono di casa e cominciano un cammino insieme. E voi ne siete la dimostrazione. Una piazza di protagonisti, sorridenti, pacifici, determinati, e un grande applauso lo chiederei anche a delle altre lavoratrici e lavoratori che oggi sono in questa piazza, però oggi ci sono tranquilli, disarmati, senza scudi e senza caschi. Onore alle nostre forze dell'ordine, onore a donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite. E sono orgoglioso che grazie alla Lega sia stato approvato un decreto sicurezza che difende le forze dell'ordine. E infine è una piazza che chiede lavoro, che chiede pace, che chiede sicurezza,
ma che in conclusione chiede anche il bene più importante, la libertà di pensare, la libertà di parlare, la libertà di sognare, la libertà di amare, anche andando contro quel pensiero unico che Bruxelles, schiava della finanza e della sinistra milionaria, vorrebbe imporre. E l'ha citata Geert Wilders, una grande patriota, una grande italiana, una grande fiorentina, un grande ricordo a una donna illuminata, a Oriana Fallaci, la cui voce non smetterà mai di parlare alle nostre coscienze. Oriana Fallaci come Charlie Kirk, due patrioti per la democrazia e la libertà. Oriana Fallaci che scriveva: viviamo in democrazie deboli e pigre, dominate dalla paura, paura di pensare, paura di parlare, paura di non essere allineati, obbedienti, servili, paura di essere liberi, insomma, di prendersi dei rischi, di vivere con coraggio. Io non ho paura, noi non abbiamo paura. E quindi col cuore felice, certo, un pochino dispiaciuto che questa straordinaria manifestazione di piazza, queste decine di migliaia di persone siano state presentate da qualche giornale, da qualche esponente di sinistra come una piazza sovversiva, una piazza che non si doveva trovare, una piazza razzista, una piazza fascista, una piazza nazista perfino. Siamo riusciti ad ascoltare e viva la libertà, e viva le donne e gli uomini liberi di questo paese, e viva i patrioti dei nostri comuni, delle nostre regioni, e viva tutte le bandiere delle regioni italiane. Fatele sventolare, il leone di San Marco, i quattro mori, la bandiera della Toscana, il drapeau piemontese, le bandiere della mia Milano, il nostro tricolore. E viva le donne e gli uomini liberi, coraggiosi e senza paura. Grazie, viva la Lega e viva i patrioti! Parole molto chiare, quelle di Matteo Salvini, che le canta dritte all'Europa, un'Europa che non può giocare in difesa o addirittura attanagliare la gente con la paura di un altro lockdown, visto e considerato che davanti alla crisi economica e all'eventuale crisi energetica c'è da sfruttare il waiver, cioè l'esenzione che gli Stati Uniti d'America hanno posto sull'embargo a petrolio e gas russo, ma anche la parola con la N. E se voi sapeste il sollievo che si è sentito dentro questo studio quando Salvini ha detto quella parola con la N, il nucleare, signore e signori, ce n'è ampiamente bisogno, e il lavoro, l'energia e soprattutto una società che costruisce, non una società che distrugge, non una società che confonde e che ammorba. È una presa di posizione molto chiara. I leader dei Patriots hanno fatto sentire oggi la loro voce in maniera molto forte, molto chiara, molto netta, e che dire di più, che noi continuiamo la nostra diretta. Adesso ci sarà un momento per una fotografia di gruppo sul palco e poi la manifestazione si potrà dire ampiamente conclusa. Che dire di più? Noi adesso ci prendiamo una breve pausa, ascoltiamo Luciano Ligabue, Niente paura del 2017, poi torniamo. Il telefono è aperto allo 0292947222, mandateci anche i vostri WhatsApp al 340 670 9659 e poi torniamo con le voci dalla piazza. A tra poco. Radio Libertà,
In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa alla vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Che i tempi stringono e tu li vorresti allargare, e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare, ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Niente paura, niente paura. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Rieccoci le 17:21 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata speciale, questo filo diretto senza paure in Europa, padroni a casa nostra. Ci ha raggiunto il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Ciao Giovanni.
Ciao Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anzitutto grazie per la tua consueta resistenza psicofisica e la maratona odierna. Ma figurati, è stato un vero piacere. Giovanni, mi pare che qui l'idea sia abbastanza chiara. Questa è un'Europa che vuole giocare in attacco, non in difesa, almeno quella dei patrioti. Decisamente, guarda, posso dirti che io stasera mi sento veramente rinfrancato, ma non per mere motivazioni di tifo politico, cioè rinfrancato in quanto occidentale, europeo, italiano, fin milanese, no, ha detto Matteo Salvini, cioè dal microcosmo importante al macro, rinfrancato nella mia identità, nella certezza che la mia identità non è qualcosa di cui vergognarmi, da occultare, edulcorare, ma all'opposto è qualcosa di prezioso da rivendicare. Ora, detto così sembra un'ovvietà, no? Le civiltà sane tendono a essere orgogliose di se stesse. Il problema della civiltà occidentale, soprattutto in Europa, è quello che un grande filosofo conservatore, Sir Roger Scruton, chiamava oicofobia. No? Che vuol dire paura e vergogna e odio di sé, della propria casa, della propria tradizione, della propria cultura. Ebbene, i patrioti oggi in piazza ci hanno detto che non bisogna avere paura e vergogna della propria cultura, anzi bisogna rivendicarla. E quindi oggi io mi sento di rivendicare la parola opposta, no? Oicofilia, cioè a me piace la mia casa culturale, che è anche una casa fisica ovviamente, no? Anche uno spazio, lo spazio anzitutto italiano, europeo, e poi c'è lo spazio oltre Atlantico. Giustamente Matteo Salvini ha detto è una follia recidere il legame tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco, mi sento rinfrancato in quanto me stesso e ti posso dire che è una bella sensazione. Ecco. Sì, ecco, mi ci sento rinfrancato anch'io, anche perché mi pare che si è un po' troppo straparlato in questi giorni a proposito del nostro rapporto con gli Stati Uniti d'America. Mi sembra che Matteo Salvini abbia ricondotto la questione nei giusti termini. Noi siamo amici dell'America a prescindere da eventuali rapporti personali e dalle loro vicende. La nostra è una posizione atlantista. Mi permetto anche di dire che ricordarlo il 18 di aprile, visto il significato e il richiamo a quello del 48, mi sembra più che saggio da parte sua. Assolutamente, anche perché noi giustamente tra una settimana festeggiamo il 25 aprile la liberazione dal nazifascismo. Il 18 aprile del 48 fu uno spartiacque analogo, perché, come dire, evitammo di ripiombare nell'incubo totalitario di segno opposto. Sono d'accordissimo con te, Salvini ha fatto bene a ricordare quello che dovrebbe essere ovvio, ma ovvio non è, cioè che l'Occidente esiste solo se unito. E poi l'altro aspetto, se vuoi, è come dici tu, suonato la sveglia a quest'Europa, perché poi la trappola concettuale è che se tu critichi questa Unione Europea sei anti-europeo, no? Potrebbe essere il contrario, no? Potrebbe essere interesse dei popoli europei cambiare l'andazzo di Bruxelles, e Salvini lo ha esplicitato chiaramente, indicando anche i punti d'attacco, no? La follia del Green Deal, la follia del patto di stabilità, che posso dirti già solo il fatto che venne formalizzato nel 1997, è evidente che era tutto un altro mondo, no? Dove le crisi belliche, energetiche, tecnologiche di oggi erano impensabili, quindi è evidente che va sbaraccato, no? Non è neanche una questione ideologica, è una questione proprio fattuale, e tutta la selva di regole e regolamenti e l'ottica iperdirigista che è come dire, siamo di fronte a uno spartiacque, cioè o l'Europa cambia completamente approccio o finirà per accartocciarsi su se stessa. Ecco. Giovanni, mi è piaciuto molto l'intervento del ministro Valditara quando ha parlato di questa continuità Atene, Roma e Gerusalemme alla base delle nostre radici, e quindi l'idea in fondo che magari siamo anche nani sulle spalle di giganti, ma proprio per questo possiamo guardare più lontano e costruire un futuro, quel futuro fatto di tutta quella serie di no che ha detto Mario Giordano all'inizio, cioè noi non vogliamo vivere in questa specie di gabbia walk che è l'Europa di oggi.
Non c'è dubbio, Valditara ha fatto un intervento proprio di linea culturale, no? Rivendicando quel trittico Atene, Roma, Gerusalemme, che è un unicum nella storia umana. Cioè non bisogna neanche aver paura di dire che questa civiltà che Valditara ha individuato in questi 3 snodi chiave è eccezionale in senso tecnico, cioè un'eccezione nella storia umana, ha un'eccezione che si chiama libertà, diritto, nozione stessa di persona, no? Una nozione cristiana. Molti degli interventi hanno rivendicato il fatto che siamo una civiltà cristiana sotto la Madonnina, al di là delle credenze personali di ciascuno. Questo è molto importante, eppure rivendicarlo oggi sembra indice di oscurantismo, no? Detto tra l'altro da quelli che magari poi strizzano l'occhio a un regime come quello degli Ayatollah. Allora siamo intrappolati dentro un non senso, ha ragione Giordano, è ora di ripristinare, se vuoi, i fondamentali anche della logica. Ecco. Sì. Senti, mi è piaciuto, e con questo mi avvio alla conclusione e ti ringrazio del tuo tempo. Mi è piaciuto molto questo richiamo che ha fatto Wilders a Oriana Fallaci parlando di no all'Eurabia, ma anche lo stesso Matteo Salvini che dice chiaramente: noi non è che ce l'abbiamo con l'Islam, noi non siamo un partito islamofobo, ma siamo un movimento, una realtà che dice attenzione perché non possiamo accettare delle interpretazioni devianti dell'Islam e appunto quelli che fanno l'occhiolino agli Ayatollah. Guarda, anche a me ha fatto molto piacere, Wilders l'ha citata potentemente la Fallaci, poi è stata ripresa anche da altri interlocutori, tra cui sul finale anche Salvini, perché vuol dire che questo movimento dei patrioti, che è anche un movimento composito, plurale, eterogeneo, no? Come è giusto che sia, no? Perché se il messaggio è rivendicare la propria identità, è giusto che ci siano delle differenze all'interno di un orizzonte comune, no? Se tra i paletti valoriali di questo orizzonte comune c'è il messaggio di Oriana Fallaci, è particolarmente confortante dal mio punto di vista, no? Perché lei aveva chiaro che tutta questa battaglia deve essere appunto una battaglia in attacco, cioè tu non devi concedere le permesse, no? Se tu concedi le permesse a un certo mainstream, tra cui il fatto che ti devi vergognare di te stesso e devi accogliere l'altro a prescindere, è già finita fondamentalmente, no? C'è solo un piano, ti sei già messo su un piano inclinato. Invece oggi la narrazione e il messaggio della piazza erano molto chiari, e la questione diciamo islamica è l'elefante nella stanza che non si può non vedere. Ormai pensavo che anche i servizi segreti francesi, cioè attualmente della Francia di Macron, no? Sì. Che poi Bardella per fortuna ci ha detto che sono ottimisti sul fatto che le prossime elezioni vadano in un altro modo, ma attualmente la Francia di Macron, quindi non un pericoloso estremista di destra, i servizi ci hanno detto, hanno lanciato l'allarme islamizzazione nella società francese, no? E quindi uno vuole tenere gli occhi chiusi, o se uno li apre il rischio è in corso e le contromisure vanno prese ora. Ho visto oggi, ecco, se vuoi, la premessa indispensabile di ogni contromisura, cioè l'idea di non abdicare a se stessi e alla propria civiltà. Detto sotto le guglie del Duomo di Milano, l'ho trovato un messaggio particolarmente potente. Ed è un messaggio che condivido in pieno. Direttore, grazie tante e niente, ci ritroviamo presto. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, e vi aspettiamo ovviamente sempre su Radio Libertà. Benissimo, le 17:30, 10 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E allora, bella gente, si sono fatte le 17:31 minuti e 15 secondi, il telefono è aperto 0292947222 oppure 340 670
9659 per i vostri messaggi, le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. Antonino Danna al microfono con voi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, e naturalmente questo è il nostro speciale, filo diretto speciale senza paura in Europa, padroni a casa nostra, la grande manifestazione che si è tenuta oggi pomeriggio in Piazza del Duomo con i Patriots, a cura dei Patriots, il gruppo dei patrioti presso l'Europarlamento. Alcune zappe che voi avete mandato al 340-670-9659. Enzo, salve Danna, bellissima manifestazione, mi hanno commosso le sagge parole di Giordano, grondano di verità. Mi ha sorpreso positivamente Bardellà, un francese che parli bene dell'Italia è una rarità. Matteo lo conosciamo, buona serata Enzo. Ugo ci ha mandato qualche consiglio su come seguire la diretta, ma ormai abbiamo dato. Poi abbiamo il nostro Maurizio. Si è già verificato molte volte una tattica non nuova, tenerci al governo per consumarci ed estinguerci. La storia insegna, oggi siamo ancora una volta alla stessa tattica. Rimanendo in questo governo che non ci ha dato nulla dei nostri principi, ci logoreremo. La politica non si fa solo al governo con alleanze false. Gli stessi Fratelli d'Italia erano all'opposizione, mentre ci logoriamo nel governo. È la strategia giusta? Pensiamoci, i gruppi dirigenti sanno più di prospettiva politica e meno pensare agli stipendi degli yes men. Ma al telefono, ladies and gentlemen, l'abbiamo evocata all'inizio della trasmissione, la nostra eurodeputata Anna Cisint. Buonasera. Buonasera a voi e grazie. Allora, intanto ben trovata, grazie al tuo tempo. Impressioni Grazie a caldo, a voi. com'è andata? Ma guarda, una bellissima piazza. La manifestazione è stata molto partecipata, ma soprattutto ricca di sorrisi, di amicizia, di comuni valori. La piazza, una bella piazza, davvero una piazza Duomo emozionante, e quindi ci siamo visti dopo anche un po' di tempo con tanti amici, ed è stato, poi abbiamo ascoltato ovviamente i leader dei Patriots che io conosco peraltro, e tutti assieme con Matteo poi alla fine siamo usciti con una visione comune, no? Che è quella diciamo intanto di essere riusciti a fare una manifestazione nonostante la sinistra, nonostante questo fascio comunismo che ci voleva impedire di scendere in piazza come persone per bene, con le famiglie, con sindaci, governatori eccetera. Quindi è stata già una prima vittoria. Poi devo dire anche che per noi in questo momento come popolo è fondamentale questo gioco di squadra con chi ha comuni valori, e quello che si combatte in Italia, che la Lega combatte in Italia e che combatte in Europa con molta determinazione, è ovviamente intanto subito quel concetto fondamentale di rispetto delle nostre radici, il valore di quello che siamo stati, di quello che siamo, di quello che vogliamo essere in un momento in cui la radicalizzazione ha preso piede e a sinistra c'è una liaison non piccola con il mondo islamico che si è vista anche recentemente, che non porterà a nulla di buono, perché purtroppo il mondo islamico, l'Islam radicalizzato, ha in mente quello che è la sovversione della democrazia e l'applicazione della Sharia e la formazione di partiti propri con l'Islam politico. E poi però si è parlato di economia, si è parlato della necessità di essere liberi. Libertà significa poter utilizzare anche le proprie risorse, no? Certo. Significa che la signora von der Leyen, che forse secondo molti di noi dovrebbe far spazio a qualcuno di più lungimirante, lo dicono addirittura oggi anche i tecnici, lo dice il presidente di Confindustria, non è all'altezza, non è adeguata. Noi abbiamo chiesto la sospensione del patto, io
Ho chiesto da tempo la sospensione dell'ETS, ad esempio, è una tassa odiosissima, che incombe su tutte le nostre aziende e crea, in un momento in cui ci sono costi davvero molto elevati, che sono dati anche dalla situazione internazionale, dalla guerra, dal costo dell'energia, dalla difficoltà di uscire ovviamente da Hormuz, la signora von der Leyen e la Commissione preferiscono il paziente morto all'intervento in tempo, no? Su ETS, su misure energetiche, sul patto di stabilità. Ecco, abbiamo portato avanti ovviamente temi di buonsenso che noi stiamo spingendo al governo, dopo aver approvato un decreto sicurezza di cui siamo i maggiori portatori d'acqua, diciamo anche, e poi per un'Europa che ci consenta davvero di guardare al futuro con maggior serenità in un momento difficile per le famiglie e per le imprese. Molto bene. Ultima domanda, ringraziandoti del tuo tempo come sempre. E da domani che si fa? Ma guarda, intanto noi sulla radicalizzazione tu sai che io per storia, cultura, formazione ed esperienza non mollerò, perché è uno dei cancri di questa epoca che non è riconosciuto come tale da troppi, e quindi io continuerò a spiegare, lo faccio anche col mio libro La minaccia di Allah, continuo a spiegare qual è il vero pericolo, il baratro che abbiamo davanti, quindi continuiamo assieme anche alle mie colleghe la battaglia che è la battaglia della legalità e del rispetto e delle nostre radici, no? E quindi questo è un tema. L'altro è quello che già da ieri, oggi, domani noi appunto l'ha detto Matteo, se ci sarà l'impossibilità di arrivare a soluzioni di questo tipo in Europa, che noi lavoriamo per ottenere, qualcosa l'abbiamo ottenuta ma è troppo poco visto il momentaccio, lui ha detto vedremo, cercheremo di farlo da soli. Speriamo di arrivare a una condivisione maggiore, perché non può essere che siamo in una gabbia schiavi di chi non va al voto, come non va al voto né la von der Leyen né la Commissione, ma ti tiene appunto in una gabbia senza valutare che l'economia reale, la vita dei cittadini di ogni giorno ha bisogno di risposte immediate. Molto bene, grazie Anna, grazie di cuore. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Prego, abbiamo al telefono un ascoltatore, credo. Pronto, chi è là? Io sono Marco da Bustossiccio, buonasera Antonio. Ben trovato. Vorrei esprimere un ringraziamento a Matteo Salvini per aver organizzato una manifestazione meravigliosa, bellissima. Ero presente nel 2019, ma mi sembra che la gente che era presente oggi era superiore. Grazie Matteo Salvini. Antonino, infatti vorrei che mi interloquisse con Giovanni Sallusti e mettesse tutti i giorni l'intervento di Mario Giordano, che è stato meraviglioso, di metterlo come jingle ogni giorno, fantastico, sempre che Luigi Berlusconi non lo licenzi prima. Grazie Antonino di esistere, grazie, buonasera. Grazie a voi tutti, perché noi esistiamo perché voi ci mettete le orecchie. Senza quei due padiglioni auricolari l'uno che voi mettete, noi non riusciremmo a esistere e non funzionerebbe assolutamente niente. 0292947222 se volete essere dei nostri, 340 670 9659. Intanto sono le 17:39 minuti e 42 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Alessandra, ciao Radio Libertà, ciao anche a te. Ancora, vediamo un po' chi ci scrive e ci dice qualcos'altro. Vediamo un pochettino. Risaliamo in su. C'è Roberto, grande Salvini, grazie di tutto il tuo lavoro. Roberto da Cassano d'Adda. Grazie a tutti voi della radio per il bel lavoro, noi siamo a disposizione per voi, ci mancherebbe pure. Natalia, se mi apri l'audio io avrei un'intervista del nostro Marco Grimoldi al ministro Alessandra Locatelli. Posso andare? Vado? Ciao Danna, ho trovato qua una persona, una grandissima, una ministro
Lascio dire a te. Grazie. Alessandra Locatelli. Ciao Alessandra. Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao Radio Libertà, un abbraccio a tutti. Siamo qui in una piazza gremita per chiedere all'Europa innanzitutto di derogare ai vincoli assurdi di bilancio che non ci permettono di supportare adeguatamente famiglie, imprese, persone in difficoltà in una crisi economica senza precedenti. E poi chiediamo anche più sicurezza insieme ai patrioti europei per le nostre città, per le persone, per chi vuole girare libero nelle nostre città, nelle nostre stazioni e camminare liberamente. Sappiamo che non è possibile, oggi 2 contromanifestazioni, nemmeno una, perché secondo me la sinistra non sa più cosa dire, quindi deve fare addirittura 2 contromanifestazioni per contestare noi, il che veramente da un po' ci fa sorridere, un po' ci fa arrabbiare, ma ci dà anche coraggio, la forza di andare avanti perché la strada è quella giusta. Sempre gentilissima, grazie Alessandra Grazie e a presto. Ciao. Grazie, ciao. È brava, è bella. Ecco, io ringrazio il ministro Alessandra Locatelli della sua cortesia e della sua disponibilità al microfono con il nostro Marco Grimoldi. Marco ha fatto veramente un lavoro egregio e adesso noi procediamo. Abbiamo 2 telefonate. Pronto, chi è là? L'ho fatto anche io da Brescia, dalla provincia di Brescia, caro Antonino. Sono Dino dalla provincia di Brescia. Ben trovato. L'ho fatto anche io il servizio, non ho potuto venire a Milano, una delle rarissime volte in cui non ho partecipato personalmente, però ho fatto tutto un servizio da quello che avete mandato sul computer, ho fatto tutte le foto con le varie interventi e li ho mandati ovviamente solo foto e li ho mandati a tutti i miei contatti, per cui il mio lavoro l'ho fatto anche io affiancandomi al tuo e a quello e io te ne sono grato. Grazie. Un buon lavoro e anche per i tuoi interventi che sono stati con la Anna Cicinta, la grande Anna e tutti gli altri. Buon lavoro e tante belle cose. Grazie, ciao. Un abbraccio a te, ciao. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto Antonino, salve, sono Marco da Torino. Salve, volevo chiederti se tu mi potevi dare un'interpretazione di cosa ha detto la grandissima Cisinta sul fatto che faremo da soli, come ha detto Matteo. E già 2 o 3 volte che sento da alcuni esponenti leghisti questa cosa qua. Tu me la sai tradurre? Mi vuoi rispondere adesso? No, perché io ti dico sinceramente, io capisco tutto, bisogna essere governativi eccetera, però se ci fai caso Antonino, noi che stiamo da una parte in opposizione o dall'altra becchiamo sempre bastonate politiche, cioè adesso a questo punto io dico il gioco vale la candela, io credo che voglia dire non so, uscire dal governo, non so, dammi tu una tua interpretazione, ti ascolto per radio e ti auguro una buona serata, ciao. O forse molto più semplicemente vuol dire far sentire ancora di più il peso e la voce della Lega non solo al governo ma anche e soprattutto in Europa, e questo si traduce anche in un discorso che fa spesso il senatore Borghi a Scuola di Magia: e ci vogliono i voti, senza i voti non vai da nessuna parte, quindi servono più consensi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Hello? Allora, mi sente? Perfettamente, buonasera e benvenuto. Sentivo un ritorno che non capivo. Basta abbassare il volume della radio. Prego. Sì, ma io allora io vorrei dire una cosa. Mi piacerebbe che settimanalmente si informassero gli ascoltatori di Radio Libertà che la signora von der Leyen è la nipote di un altissimo dirigente delle SS, un altissimo personaggio, per cui ha assorbito da quell'uomo indirettamente le stesse caratteristiche. Comando io e non si fa nient'altro. Ho detto la mia. Se si ricorda questa cosa settimanalmente, magari qualcun altro oltre a me lo impara. Signori, grazie, buonasera. Prego, purtroppo questa è una notizia completamente destituita di fondamento e affermarlo costituisce una diffamazione. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì.
Sono Pino dalla Calabria. Ben trovato, Pino. Sì, come? Ben trovato. Sì, dico finalmente che la Lega è tornata in piazza a Milano, c'era bisogno, grazie a Salvini per questa manifestazione, e anche voi che avete seguito tutta la diretta. Io non sono potuto venire per altri problemi, sarei venuto, quindi ho visto la diretta per radio. Certo manca un po' la TV, e questo bisogna fare un po' di sacrifici per vedere di far funzionare la TV, che è molto importante anche per noi, come ha detto una signora che ha chiamato oggi. Comunque è bene che la Lega sia tornata a Milano come era negli anni precedenti, con una grande manifestazione per riprendere un discorso che penso in questi anni con tutte queste giunte di sinistra a Milano è stato interrotto. Io ricordo i sindaci come Formentini, i primi sindaci della Lega, e oggi Milano, che come ha detto qualcuno, da capitale dell'economia è diventata una capitale delle baby gang, quindi è bene che riprendiamo un percorso che abbiamo iniziato anni fa. Quindi è molto positivo sia la vostra diretta sia la manifestazione, e che ce ne sia un altro, perché che sia la nostra capitale della Lega. Ecco, ciao. Molto bene, grazie. C'è Laura Ravetto al telefono. Hello? Hello? How are you, darling? Oh, fine, thanks, very well. Oh, ho visto... Me, Laura speaking. Oh, Laura speaking, and Laura is welcome. Senti, ho visto tutto il Dipartimento Pari Opportunità lanciatissimo col vostro striscione. Hai visto? No, devo dire le ragazze sono state fantastiche perché eravamo un'ottantina a sfilare e poi altre una ventina ci ha raggiunto in piazza, perché purtroppo 2 pullman del Veneto sono rimasti bloccati in ingresso su Milano, quindi non sono riuscite a sfilare con noi, però sono state bravissime le ragazze territoriali che hanno hanno mobilitato bene. Lo striscione ha avuto un grande successo, io ho pensato, era una cosa per me scontata quando l'ho ideato, però evidentemente ha suscitato molto dibattito, perché noi abbiamo scritto Milano più sicura per le donne, e allora tutti i giornalisti sono venuti, tutti i giornalisti, i giornaloni di sinistra, Piazza Pulita, TG di La Sette, tutti, no? Con la solita provocazione, però insomma siamo professionisti, no? Ma voi siete al governo? Sì, noi siamo al governo, Antonino, però se noi facciamo le norme e poi i sindaci non le applicano c'è un problema. Se noi diamo il taser ai poliziotti e poi Sala dice che i poliziotti non possono usarlo, è chiaro che c'è un problema di sicurezza. Quindi è stato un successo, però devo dire, Antonino, è stato un successo in generale. Io sono particolarmente fiera del mio dipartimento, ma devo dirti c'è stata una mobilitazione importante e ordinata, cioè noi abbiamo fatto un corteo bellissimo, pienissimo, tranquillo, pacifico, sorridente, c'erano i cori dei giovani ed erano dei cori assolutamente tranquilli e giocosi, c'eravamo noi donne, c'erano le varie regioni e la piazza, anche la piazza era una piazza ordinata, bella, serena. Di là abbiamo visto gli antagonisti aggredire i giornalisti, quindi siamo sempre lì. Noi oggi abbiamo dimostrato non solo, come si diceva giustamente, è bello che la Lega torni in piazza, di fatto abbiamo avviato la campagna su Milano, che dobbiamo anche... È saltato il telefono? Campagna su Milano, ecco. Quindi io dico che è stato tutto veramente positivo. Molto bene, Laura. Allora, siccome già era caduta la linea mentre parlavi, presumo tu sia già in treno, quindi ti lasciamo, andare. Si è sentito qualcosa però? No, 3 secondi, è caduto 3 secondi, abbiamo capito che eri in treno. Ok, bene, sì, sto rientrando infatti. Bene, benissimo, grazie a tutti. Grazie a te, ci ritroviamo martedì per l'altra metà della radio, grazie. Martedì. E allora, noi in questo programma siamo plurilaurati perché abbiamo 2 lauree. L'altra Laura è l'onorevole Laura Cavandoli. Buonasera. Ciao Antonino, buonasera a tutti. Senti, non siamo in tanti a essere plurilaurati, quindi no? Noi bene. Senti, che impressioni ti porti da questa manifestazione? No. Bella, veramente una giornata stupenda, una giornata di politica, una giornata di attivismo politico, una giornata di Lega,
una giornata di patrioti, quindi devo dire io sono venuta in pullman da Parma, 2 pullman avevamo da Parma, un po' di più, insomma 5 dalla mia regione, dall'Emilia, e tanto entusiasmo. Devo dire che molte persone sono venute un po' per curiosità e stanno tornando a casa entusiaste, anche perché è bella, perché la Lega è veramente una grande famiglia, quindi durante il corteo, che è stato colorato con i ragazzi della Toscana che urlavano grandi cori, quindi è stato divertente, è stato pieno di bandiere, pieno di colori, pieno di entusiasmo, e tutti stanno tornando ora con un po' di rimpianto, dice già finita, e quindi vuol dire che abbiamo colto nel segno. Matteo Salvini è stato bravissimo dal palco, è stato bravissimo anche a puntare su questo evento, su questa manifestazione che appunto ci manda a casa con più voglia di fare e soprattutto senza paura, perché nelle nostre città, e lo dico anche per la mia piccola Parma, perché qui tanto piccola non è, ma purtroppo noi registriamo almeno 1, 2 grossi episodi di insicurezza, di aggressioni, di accoltellamenti, di risse, anche a danno di donne sole che normalmente girano per la città e che purtroppo vengono assalite. Situazioni quindi che vanno assolutamente regolamentate. Avremo martedì in aula il decreto sicurezza che è già passato al Senato, e anche con questo decreto cerchiamo di dare più rispetto e più potere alle forze dell'ordine, cerchiamo di mettere più sicurezza nelle città, più ordine. Speriamo solo che tutti le applichino queste regole e non vogliano ideologicamente smentirle, perché credo che la nostra società abbia bisogno adesso di tutto quello che ha detto Matteo Salvini, quindi la sicurezza, da opporsi al Green Deal, chiedere che venga permesso un po' di flessibilità sui conti per dare ossigeno agli agricoltori, alle imprese, per dare ossigeno ai cittadini, per quello che riguarda le bollette del gas. Quindi andiamo avanti ancora più carichi. Questo sicuramente. Laura, allora anche a te la domanda è: da domattina che si fa? Domattina si rifà esattamente come per me, e devo dire forse anche per l'altra Laura, insomma, come tutte le domeniche ci svegliamo sempre più cariche per una settimana che sarà un po' lunga per quello che riguarda la Camera dei Deputati, perché avremo appunto il decreto sicurezza che arriverà fino a venerdì, ci occuperà l'Aula, quindi ci saremo e credo che saremo molti di più, perché chi è venuto oggi se lo ricorderà e racconterà ad altri che dobbiamo muoverci, che dobbiamo manifestare sempre, dobbiamo farci vedere e soprattutto dobbiamo fare senza paura, perché l'Europa non è la nostra amica, ma non deve essere neanche la nostra gabbia. Molto bene Laura, io ti ringrazio, fate buon viaggio e al piacere di risentirci presto. Grazie Antonino, buon pomeriggio a tutti, buona serata. Grazie a te. Bene, 029294 7222, il telefono è sempre aperto. Ancora Maurizio, non è possibile che questo è il 340 670 9659. Non è possibile che all'interno di un'alleanza di governo ci sono alcune forze politiche che non si schierano contro, ma che organizzano altri eventi nella giornata in cui la Lega ha organizzato questa magnifica, hai detto bene, bravo Maurizio, manifestazione in Piazza Duomo. Bisognerebbe fare chiarezza, e visto che manca poco tempo alla fine della legislatura, che anche gli alleati si decidano a fare quello che l'alleanza aveva promesso durante la campagna elettorale. Nel frattempo, se mi riapri l'audio, Natalia, io ho sempre il nostro buon Marco Grimoldi che ha sentito l'onorevole Maffioli. Lo mandiamo subito in onda, eccolo qui. La nostra identità. Allora, ciao, è un'identità generosa, sono qua, ho trovato su questa grandissima piazza, sta passando adesso anche l'Elisabetta, ho trovato la signora onorevole Maffioli. Buongiorno a tutti da questa bellissima piazza, piena di pace, di voglia di futuro, piena di identità, piena di giovani soprattutto, piena di speranza. Ti ringrazio, sei stata molto gentile e buona fortuna giù a Roma. Porti avanti i valori della nostra. Tutti insieme. Grazie, per ciao. Voi, per noi, per tutti noi. Grazie Manuela, ciao. Islam e il Corano si chiama Isabella. Per cancellare Isabella. storia.
No, veramente, veramente l'onorevole Maffioli si chiama Manuela, però emendiamo, insomma, lo diciamo per vostra informazione. Va bene, dunque, si sono fatte le 17:55 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Facciamo un tentativo in extremis col sottosegretario Morelli, dopodiché direi che possiamo anche chiudere la nostra trasmissione, il nostro pomeriggio insieme a voi per raccontare senza paure in Europa, padroni a casa nostra, la manifestazione che si è tenuta in Piazza Duomo questo pomeriggio a partire dalle ore 14 e che la radio come sempre vi ha raccontato. Io vi invito tra l'altro, e voglio salutare gli amici Beppe e Lorenzo che io vedo al di là del vetro, in particolare andate a vedere su radiolibertà.net, il nostro sito che è anche un giornale online, andate a vedere tutti gli highlight della giornata, gli highlight e i punti fondamentali di questa manifestazione. Oltre, Savasandir, il nostro archivio sia Facebook che YouTube, dove troverete tutta la registrazione di questa giornata con gli interventi di tutti i graditi ospiti di oggi. E abbiamo Lorenzo Viviani al telefono. Lorenzo, ciao. Ciao a te Antonino, sono un attimo in pullman di rientro salutiamo tutti gli amici. Senti, com'è andata? Ma guarda, entusiasmante e coinvolgente, una piazza che non me l'aspettavo, ti posso dire Antonino, perché mi aspettavo gente. No, ora lo possiamo dire, prima della manifestazione c'era stato qualche uccellaccio di malaugurio che aveva sperato nel forno, cioè nel fatto che non ci fosse nessuno. Sì. E invece in maniera strabiliante ti posso dire che c'era gente appassionata, ho rivisto tanti amici ma anche tanta gente nuova, insomma tanta gente da tutta l'Italia, pazzesco Antonino, amici di Porto San Giorgio, dalla Sicilia, dalla Calabria. È sempre quel clima che ti ridà vita, ti dà voglia di lavorare, di combattere, perché senti la passione, senti il fatto che ci sono tante persone che ci credono, quindi è anche un momento in cui soprattutto chi fa della politica territoriale si ricarica le pile, quindi non so, l'emozione che posso dire, mi sono ricaricato le pile di volontà, di voglia di andare avanti. Senti, Matteo Salvini ha accennato, anzi ha parlato degli agricoltori e dei pescatori, per te in fondo un ritorno alle origini per certi versi? Assolutamente sì, mi ha fatto piacere soprattutto quando ho sentito parlare di agricoltori, allevatori e infine pescatori. Guarda, il fatto che non sia scordato di un settore di cui si scordano sempre tutti mi ha fatto un immenso piacere e mi ha quasi commosso quando ho sentito suonare le sirene, i clacson dei trattori, perché come è stato un po' sentire, come quando senti le sirene dei pescherecci, di lavoratori, di gente appassionata che sono venuti, sono andati lì a testimoniare una cosa, che ci sono, che sono importanti, che si vogliono far vedere, si vogliono far rispettare. Buona emozione, dai. Senti, lo chiedo anche a te, e da domani? E da domani volontà doppia, voglia doppia, passione doppia, perché te l'ho detto, oggi è stata una ricarica di energia, mi ha ricaricato le batterie e si va avanti con passione, insomma. Molto dai, bene. Ci siamo, mi ha fatto piacere. Antonino, ti voglio bene a tutti i radioascoltatori, oggi ho questa giornata così piena di enfasi, ma soprattutto ci risentiamo noi naturalmente il prossimo venerdì e veramente un abbraccio, un buon fine settimana a tutti. Grazie a voi, buon viaggio e buon weekend, ciao. Allora, noi abbiamo finito per quest'oggi, voglio ringraziare la nostra Natalia Regia, saluto anche Beppe e Lorenzo che stanno continuando a fare la loro parte su radiolibertà.net, ringrazio tutti voi per averci seguito, tutti gli ospiti che sono intervenuti e ci salutiamo con Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, anno di grazia 1983, perché Nino non deve avere paura a tirare quel calcio di rigore, perché non è da questo che si giudica un grande campione. E detto tra noi non abbiamo avuto e non abbiamo paura di tirare calci di rigore contro l'Europa.
E ricordate, contro questa Europa, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci ritroviamo lunedì alle 18:15 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, e se no alle 7:30 Semivarin puntualmente aprirà la giornata con la sua rassegna stampa. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, senza paura. Buonasera.